Buongiorno a tutti. Dopo, dopo una giornata intensa ieri e anche qualche discussione, proseguiamo con i lavori. Saluto tutti, anche i relatori, e vado subito nella tematica. Il nostro primo relatore è Stefan Vedraz, a mia sinistra. Vedraz è ricercatore all'Istituto di Storia Moderna e Contemporanea dell'Accademia di Scienze a Vienna. Ha studiato storia moderna all'Università di Vienna, laureandosi nel 2013 con una tesi di storia sociale e istituzionale sui primi decenni della Cassa Mutua per lavoratori ammalati e invalidi a Vienna, predecessore dell'attuale grande Wiener Gebietskrankenkasse. Contemporaneamente ha iniziato lo studio di giurisprudenza ed è stato collaboratore in vari progetti di storia del diritto. Attualmente sta curando con Andreas Gozmann, direttore dell'Istituto Storico Austriaco a Roma, il volume della storia culturale del grande manuale di Habsburger Monarchie dal 1848 al 1918, edito dall'Accademia di Scienze, e prepara un libro su Trieste durante la Prima Guerra Mondiale, non soltanto a base di atti vienesi, ma anche di archivi triestini. La sua bibliografia contiene alcuni contributi sulla Grande Guerra. Oggi però ci parlerà proprio su Trieste durante la Prima Guerra Mondiale nell'ottica delle autorità statali. Stefan Vedraz, a te la parola. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'introduzione. Prima del 1914 Trieste era una fiorente città portuale. Accanto ad Aussig sull'Elba, essa era il principale accesso della Cisleitania ai mercati del mondo e dall'inizio del nuovo secolo aveva visto avviarsi un dinamico processo di crescita. Tra il 1906 e il 1909 le ferrovie avevano raggiunto nel meridione della monarchia un grado di sviluppo tale da raccorciare di quasi il 20% rispetto agli anni precedenti le distanze tra i principali centri dell'Europa centrale e lo scalo triestino. Ne era conseguita tra il 1906 e il 1913 una crescita di oltre il 70% dei traffici provenienti via mare e del 25% di quelli su ferro. E questa immagine di una vecchia Trieste, cuore commerciale della monarchia asburgica, induce ancora molti a fantasie romantiche talvolta dolorose, per più di un triestino come per gli austriaci più curiosi ed interessati, il cosiddetto porto che lavora richiama l'orgoglio di un'epoca ormai lontana. La potenza economica del porto si vede anche nelle statistiche. Le imposte dirette pagate dai cittadini di Trieste nel 1910 erano più numerose di quelle riscosse in intere province, ad esempio nel Salisburgo, nella Carinzia o nella Carniola. Ma l'altra parte della città, quella Trieste, che nel suo intimo fermenta e ribolle, la città perennemente inquieta per i tanti conflitti etnici, politici e sociali, non trova un posto assai prominente nella memoria collettiva ed è spesso nota solo agli storici. Fino agli ultimi anni del XIX secolo, Trieste era un'enclave quasi esclusivamente italiana in una regione carsica slovena a matrice prevalentemente agricola. Ancora alla fine degli anni 60 gli immigrati si assimilavano rapidamente e l'italiano restava il mezzo incontrastato di comunicazione nella città portuale.
Ma con il boom del nuovo secolo la situazione cominciò a cambiare e l'industria in rapida espansione cominciò a attirare nuova manodopera. Investitori di tutta la monarchia trasformarono il litorale in una delle aree a più forte crescita di tutto l'impero e allo stesso tempo l'esodo dalle campane slovene in crisi economica raggiunse a partire dal 1880 il suo apice. A cavallo del secolo la città conobbe quindi, per effetto dell'immigrazione, un incremento demografico dell'ordine del 30%. Era gente che proveniva per lo più dal Carso circostante e quindi sloveni, mentre tra il 1880 e il 1910 la popolazione cresceva di un 25% circa, quella slovena si raddoppiava. E quando nel 1910, nell'ultimo dei grandi censimenti della monarchia, Trieste raggiunse infine i 230.000 abitanti, 120.000 erano di lingua italiana e quasi 60.000 sloveni. A questi si aggiungevano numerose minoranze che davano alla città un flair internazionale, in testa a tutti i tedeschi, con una comunità di circa 12.000 anime. Ma in città vivevano anche quasi 40.000 cittadini stranieri, quasi esclusivamente cittadini del Regno d'Italia, i cosiddetti regnicoli. Nel XIX secolo una parte degli italiani della monarchia sviluppò una particolare forma di nazionalismo che puntava all'annessione al Regno d'Italia dei territori austriaci a etnia italiana. Originariamente animato da una fascia di popolazione relativamente ristretta, proveniente prevalentemente dalla borghesia colta, negli ultimi decenni di vita della monarchia l'irredentismo non si espresse se non in minima parte in azioni di tipo politico, ma preferì a questa un'altra delle sue facce, cioè l'irredentismo culturale. Nella seconda metà del XIX secolo si svilupparono infatti numerose associazioni che puntavano alla conservazione della cultura italiana, un diritto garantito dalla Costituzione del 1867 che assicurava a ogni etnia libertà di espressione culturale e la parificazione della lingua. Al vertice di questa presenza associazionistica si collocava l'Associazione Scolastica detta Lega Nazionale, il cui lavoro si concentrava sulla realizzazione di scuole elementari con lingua di insegnamento italiana nelle aree ai confini linguistici e in quelle mistilingui, con lo scopo di garantire ai giovani un insegnamento nella loro lingua materna, ove in base alle disposizioni della legge imperiale sulle scuole elementari del 1869 non fosse prevista per legge la realizzazione di una tale struttura. L'orientamento di queste associazioni nazionali italiane faceva da pendant alla crescente pressione slovena. Anche gli sloveni avevano infatti sviluppato nel medesimo periodo l'associazionismo e le attività economiche e bancarie, oltre a una specifica associazione scolastica. Tutto questo fervore andava visto nell'ottica di una crescente consapevolezza nazionale che assumeva talora toni minacciosi, specie a Trieste, dove gli sloveni immigrati verso la fine del XIX secolo si dimostravano sempre più autocoscienti e non propendevano più tanto per l'assimilazione linguistica e culturale. Va detto ancora una volta che tra il 1880 e il 1910 la presenza slovena nella città si era raddoppiata, mentre gli italiani erano cresciuti numericamente di un quarto soltanto. Molti nazionalisti italiani di qua e di là del confine vedevano quindi Trieste come una città assediata dal mondo slavo che occorreva difendere sul piano culturale. A farlo ci pensava già l'amministrazione municipale, che a cavallo del secolo era, a causa della sperequazione del diritto elettorale, saldamente in mano del Partito Nazionalista Italiano, che a quasi ogni elezione conquistava i seggi comunali e sfruttava abilmente le possibilità offerte dalla legge
dalla legge per promuovere ogni simbolismo nazionale italiano, insediare renicoli negli uffici pubblici e sostenere lo sviluppo delle organizzazioni culturali e delle scuole italiane a spese delle altre minoranze. Queste tendenze venivano seguite con crescente sospetto dalle autorità centrali, che dovevano però far buon viso a cattivo gioco. Si era in pace e solo in caso di violazioni gravissime la legislazione sulle associazioni e lo statuto della città davano alle autorità la possibilità di intervenire. Del resto le associazioni disciolte venivano spesso ricostituite sotto un altro nome. Va vista proprio in questo contesto una delle più note misure adottate dalla luogotenenza nei confronti del comune, cioè i famosi decreti del luogotenente principe Konrad zu Hohenlohe-Schillingsfürst del 16 agosto 1913 che scatenarono un putiferio. Con essi si proibiva l'assunzione di renicoli nelle aziende comunali, come per esempio quella del gas e dell'acqua, trattandosi nella fattispecie di funzionari che andavano considerati pubblici e che pertanto in base alla legge fondamentale austriaca dovevano avere cittadinanza austriaca. Il provvedimento riguardava alcune dozzine di persone e provocò l'indignazione dell'amministrazione comunale e delle cerchie nazionali italiane. I cosiddetti decreti Hohenlohe costituirono per i filo-italiani una dimostrazione storica dell'atteggiamento italofobo del governo austriaco, ma va detto che essi erano l'espressione di una prassi ancora oggi esistente e molto diffusa. Uno straniero non può assumere cariche nella pubblica amministrazione di un altro Stato. Si potrebbe ora ritenere che lo scoppio della guerra nel 14 acuisse ulteriormente queste tensioni, ma non è così. Già poco dopo l'attentato di Sarajevo, il litorale, o meglio Trieste, fu la scena sulla quale si svolse il transito dei resti mortali di Francesco Ferdinando e della sua consorte Sofia, e la popolazione triestina presenziò con sincera partecipazione all'evento, con i rappresentanti della città in dignitosa espressione di lutto, il che indusse il luogotenente Hohenlohe-Schillingsfürst a segnalare a Vienna l'esemplare atteggiamento della popolazione della città, parlando di una, cito, partecipazione straordinariamente dignitosa e composta, nella quale il popolo presente in strada in centinaia di migliaia di persone si era comportato in maniera esemplare. Fine. Come in numerose altre regioni della monarchia, anche qui un'ondata di entusiasmo patriottico infiammò la popolazione allo scoppio della guerra. La partenza per il fronte del 97° reggimento di fanteria, quello di Trieste, fu accompagnata da manifestazioni di giubilo da parte di migliaia di persone, il che spinse il comandante del distretto marittimo, ammiraglio Alfred Barone Kudelka, a riconoscere nella popolazione triestina un atteggiamento, cito, dinastico, leale e patriottico di fedeltà, fine citazione, che del resto poteva essere anche un'espressione di profondi risentimenti antislavi. Nell'estate del 14 si registrarono infatti nei litorali svariati tumulti che ebbero ad oggetto istituzioni nazionalistiche slovene e croate. Questi furono repressi al meglio dalle autorità per mantenere l'ordine. Lo Stato del resto intendeva comunque affrontare il problema dei nazionalisti slavi. Nel 14 il litorale e anche Trieste vide l'arresto di non meno di 300, alcuni dicono addirittura 1000 persone di etnia slava, accusate di essere russofile, serbofile o in generale ostili allo Stato. Per l'arresto bastavano già prove indiziarie, come l'appartenenza ad un'associazione considerata nazionalistica prima della guerra. In seguito le autorità disciolsero anche numerose associazioni sloveni e croate. Tra l'estate del 14 e l'aprile del 15 si verificò un fenomeno che inquietò fortemente le autorità austriache.
Non erano soltanto i renicoli ad abbandonare in gran numero i territori della monarchia in guerra per tornare in Italia. Anche alcune centinaia di cittadini austriaci di lingua italiana sfuggivano alla mobilitazione o a future persecuzioni, cercando riparo nel regno. Molti fuggiaschi di cittadinanza austriaca fecero tuttavia bene a lasciare il paese. Già prima della guerra la direzione di polizia e la luogotenenza avevano redatto elenchi di nazionalisti italiani che occorreva arrestare in caso di guerra e circa 200 tra quelli che erano scappati avevano il proprio nome su quelle liste. Quando dopo le dichiarazioni di neutralità dell'Italia cominciò a delinearsi con sempre maggiore chiarezza la minaccia di un conflitto con il vicino meridionale, a Trieste si adottò per alcuni mesi un atteggiamento di riconciliazione nei confronti dei nazionalisti italiani. Il luogotenente Hohenlohe Schillingsfürst, che nel 13 aveva creato scompiglio con i suoi decreti, fu revocato dalla carica all'inizio di febbraio del 15 e nominato presidente dell'Imperial Reggio Alta Corte dei Conti. Alla luogotenenza gli subentrò il barone Alfred Frieskene che, considerato a Vienna affabile e affidabile, avrebbe dovuto assumere un atteggiamento più conciliante del suo predecessore. Nell'aprile del 15 ci furono a Trieste le prime grandi dimostrazioni connesse con la guerra. La gente scese in strada per protestare contro la mancanza di pane e il razionamento introdotto dal governo. Ma nonostante i segni sempre più chiari di una prossima dichiarazione di guerra da parte dell'Italia, le autorità di Vienna a ragione non videro in queste dimostrazioni un'espressione del nazionalismo. Si trattava di fatto solo di manifestazione contro la fame, senza alcuna identificabile richiesta nazionale. Un momento critico fu di certo la dichiarazione di guerra dell'Italia il 23 maggio del 15. Quel giorno ci furono violente dimostrazioni lealiste da parte della popolazione filo-asburgica di Trieste. Si saccheggiarono e distrussero negozi appartenenti a renicoli e si devastarono anche gli uffici di associazioni e giornali nazionalistici italiani. Furono incendiati gli uffici del Piccolo, della Lega Nazionale, della Società Ginnastica Triestina, alcuni caffè e almeno 17 negozi appartenenti a renicoli, con un danno di alcune migliaia di corone. Diversamente da quanto favoleggia ad esempio Silvio Benco, cioè che sarebbero state le autorità statali stesse a organizzare queste manifestazioni per rappresaglia, per il Ministero degli Interni a Vienna si trattò di un incidente spiacevolissimo, perché esso in realtà aveva ordinato al luogotenente già il 14 maggio di proteggere il consolato italiano e le proprietà dei sudditi italiani. Al luogotenente imperiale il ministero chiese di spiegare come si fosse giunti a questi eccessi. A giustificare il luogotenente portò l'organico della polizia fortemente ridotto dalla mobilitazione e non in grado di controllare la plebalia che compiva atti di vandalismo in diversi posti allo stesso tempo. Per quanto riguarda l'atteggiamento della popolazione, il rapporto della direzione di polizia afferma, cito: e sebbene non si possa approvare gli eventi che seguirono le dimostrazioni patriottica, e sebbene non renda onore alla popolazione di Trieste di aver fatto man bassa di proprietà straniera, l'espressione della passione era ciò nonostante all'inizio autentica e dimostrò la svolta dell'atteggiamento popolare a causa del comportamento del Regno d'Italia e dei capi dei nazionalisti. Fine citazione. In principio, tuttavia, quello che importava al luogotenente e alla polizia nei giorni seguenti era mantenere la tranquillità, arrestando oltre 130 manifestanti.
Cominciò allo stesso tempo la persecuzione di presunti reali sobillatori, singoli soggetti e associazioni nazionalistiche. Furono incarcerate circa 1000 persone di lingua italiana considerate ostili allo Stato, mentre altre furono chiamate alle armi. Gli incarcerati erano spesso accusati solo sulla base di una loro presenza in liste preesistenti, ma anche per infrazioni di poca sostanza o per banali denunce o a causa della loro appartenenza a un'associazione. Erano solo i prodromi di nuovi provvedimenti contro i nazionalisti italiani. Di concerto con le autorità militari e d'intesa con il Ministero degli Interni, la luogotenenza disciolse a partire dal maggio circa 140 associazioni, ponendo una ventina di amministrazioni comunali, tra cui Gorizia, Pola e Trieste, sotto il commissariamento dello Stato. Assume qui importanza rilevante lo scioglimento del Consiglio Comunale di Trieste. Dal 1849 Trieste godeva di una posizione particolare, essendo una città immediata nella quale il Consiglio Comunale era al contempo anche dieta provinciale. Siccome sul piano politico essa era nelle mani del Partito Liberal Nazionale di orientamento italiano, in caso di guerra l'amministrazione comunale si considerava automaticamente inaffidabile. Inoltre, negli anni precedenti la guerra, la giunta si era dimostrata economicamente inefficiente. Per questi motivi il Ministero degli Interni prevedeva che in caso di entrata di guerra dell'Italia avrebbe dovuto essere l'imperatore a sciogliere il Consiglio Comunale e sottopose all'imperatore una proposta di modifica dello statuto civico, in base alla quale, in seguito allo scioglimento della giunta, doveva essere la luogotenenza a adottare le misure necessarie alla conduzione della città. Francesco Giuseppe approvò l'emendamento un giorno prima dell'entrata in guerra dell'Italia, ragion per cui il Consiglio Comunale di Trieste fu disciolto il giorno dopo. Fu insediato un commissario governativo che era un esperto funzionario dell'amministrazione centrale, Johann Krekic Strasoldo. Questo assunse le sue funzioni il lunedì di Pentecoste e si mise all'opera per rimettere in piedi il comune nello spirito della cosiddetta fedeltà allo Stato. Occorreva qui affrontare tutta una serie di compiti. Nei mesi che seguirono si licenziarono o collocarono in pensione svariati funzionari comunali ritenuti irredentisti o politicamente inaffidabili o ostili allo Stato, sostituendoli con persone considerate affidabili e provenienti da altri enti statali. Krekic Strasoldo cominciò anche a risanare le finanze e a disporre la realizzazione di opere di approvvigionamento idrico e di canalizzazione. Inoltre scatenò una specie di terremoto cosmetico, sostituendo i nomi delle strade che a suo avviso suonavano filo-italiani con nomi fedeli alla dinastica austriaca, facendo rimuovere ove possibile il leone di Venezia e le stelle a 5 punte e sostituendo le uniformi di servizio di Foggia italiana dei funzionari con uniformi alla moda viennese. Va tuttavia osservato che questi interventi statali non implicavano una generalizzata sfiducia nei confronti della popolazione italiana nel suo insieme. Le autorità di Vienna vedevano la situazione in un'ottica assai differenziata ed erano consapevoli del fatto che solo una parte degli italiani d'Austria propendeva per l'irredentismo. L'atteggiamento delle autorità si riflette al meglio nelle parole del Krekic Strasoldo, cito: come ho avuto ampia possibilità di constatare, la popolazione di Trieste si compone in parte di elementi di fede apertamente austriaca e in parte di persone più o meno dichiaramente tendenti all'irredentismo. Tra questi estremi si colloca la grande massa degli indifferenti e degli opportunisti. Le misure adottate dal luogotenente, delle autorità militari e della polizia però indussero forse la popolazione a mutare il proprio atteggiamento. Alla fine del 15 già, Krekic Strasoldo scrisse a Vienna:
mentre fino alla fine di novembre del 15 si poteva con piacere notare uno stato d'animo fiducioso e una compiacenza lieta alle misure delle autorità. Nel frattempo un'atmosfera depressa ha preso la popolazione esprimendosi con abbattimento e malumore. Credo di non sbagliare se vedo la causa di questo fenomeno nelle azioni dei piromani patriottici che in ogni modo, spesso con delle lettere anonime, creano sospetto di tutti i tipi o diffamano nel giornale Il Cittadino di Trieste direttamente. Il fatto che basta essere stato membro della disciolta Lega Nazionale per essere sospetto e venire allontanato da Trieste, il fatto che la maggioranza della popolazione si sente veramente minacciata e da ultimo il sentimento generale, più o meno giustificato, che i nemici nazionali c'entrano con queste misure, sono le cause di questo malumore e tanti si chiedono a che fine arriviamo con queste misure. Ma viene mai perdonato il passato, anche se la maggioranza della popolazione ha dimostrato in molte occasioni la buona volontà? Fine citazione. Va detto che a questo punto che lo Stato asburgico era stato prima del 1914 uno Stato di diritto con una Costituzione che garantiva ai cittadini diritti molto moderni ed ampi. La vecchia Austria non era il famoso carcere dei popoli, ma piuttosto un luogo di sviluppo liberale della cultura delle sue nazionalità. Questo atteggiamento mutò purtroppo completamente dopo lo scoppio della Grande Guerra, con la legislazione straordinaria emanata a partire del 14, che sospendeva anzitutto i diritti fondamentali dei cittadini e dava un potere civile anche ai comandanti militari nelle zone di guerra. Un'espressione di questa influenza fu a Trieste l'ufficiale delegato della Quinta Armata Austro-Ungarica, maggiore Josef Lonek, che considerava le misure del commissario Krekic-Strasoldo sempre insufficienti e continuò per anni a denunciarlo come filo italiano. Il Ministero degli Interni reagì solo nel 17, quando Krekic-Strasoldo era già malato e pronto a rassegnare le sue dimissioni. Il suo successore, un certo barone Karl Hirsch, gestì solo la fase finale dell'appartenenza di Trieste allo Stato asburgico. Una domanda interessante è se veramente l'irredentismo fu assai diffuso nella città di Trieste. Alcune cifre ci possono qui aiutare. Tra il 1915 e il 17 la polizia a Trieste compilò un elenco delle persone che erano fuggite in Italia durante il conflitto. Queste si potrebbero in maggioranza considerare irredentisti coscienti e convinti perché preferirono una fuga dolorosa alla prospettiva peggiore di rimanere e rischiare la persecuzione. La cifra per Trieste è di 1246 fuorusciti. Considerando la popolazione italiana di Trieste di circa 120.000 persone, si tratta di un approssimativo di 1% della popolazione italiana. Aggiungendo 1 migliaio di persone incarcerate durante la guerra nella monarchia, si arriva solo a 2% di irredentisti convinti fra gli italiani della città, una quota molto bassa. È interessante che questa stima coincida con l'opinione di uno degli irredentisti più profilati, cioè Mario Alberti, che dopo la guerra, un po' problematico, ma nella sua opera Irredentismo senza romanticismi scrisse: gli irredentisti consapevoli saranno stati in media il 2% della popolazione, a Trieste sopra 250.000 di abitanti. Dall'altro lato vorrei ricordare un fatto lungamente ignoto o ignorato nella storiografia. Alcune migliaia di triestini combatterono nell'Imperial Regio Esercito durante il conflitto. Solo recentemente gli storici, soprattutto Marina Rossi e Roberto Todero, hanno illuminato il destino di questi soldati.
Nelle carte delle autorità si trova una lista dei soldati triestini decorati durante la Prima Guerra Mondiale, compilata per l'ordine del commissario imperiale di Trieste. Fino a luglio del 18 si contavano 680 triestini decorati per i loro meriti e il coraggio dimostrato in guerra. Accanto alla questione della repressione dei nazionalisti era prioritario per Vienna evacuare le popolazioni del litorale dalle zone di guerra, difendere il territorio della monarchia e assicurare l'approvvigionamento delle truppe e della popolazione rimasta nelle retrovie del fronte. Tutti e tre questi compiti richiedevano un forte impegno logistico e amministrativo. Per gli evacuati occorreva predisporre campi di internamento, il più noto dei quali è quello di Wagner presso Leibniz. Per i ministeri quella questione dei profughi era di certo un aspetto secondario della guerra. Vienna non aveva il tempo di pensare a niente che non fosse la sistemazione di base e la fornitura del minimo indispensabile, e le proteste sulle condizioni dei campi o i promemoria inviati dai profughi ai ministeri rimasero spesso lettera morta. L'approvvigionamento di Trieste invece fu curato con grande energia. In un primo momento, nel maggio del 15, la città era stata abbandonata da decine di migliaia di persone che temevano un'occupazione italiana. Ma quando poi lo sfondamento non ci fu, molti ritornarono. Con tutta la buona volontà e nonostante la soddisfacente collaborazione con Vienna, il luogotenente, il commissario imperiale e anche le cooperative operaie sotto la direzione del socialista Valentino Pittoni si impegnarono, adottando diversi metodi, ma senza tuttavia riuscire a assicurare sempre che la città fosse rifornita di tutto il necessario. Il motivo di queste carenze non va tuttavia cercato nella trascuratezza, ma piuttosto nella carenza generale degli approvvigionamenti, assieme alle restrizioni della guerra e alle difficoltà logistiche. Per concludere, diamo un'occhiata al secondo aspetto delle misure statali a Trieste durante la Prima Guerra Mondiale, quello che promuovevano le correnti lealiste. Un caso interessante è quello del Jungschützenchor triestino, istituito nel gennaio del 15 con la costituzione di una compagnia di volontari dell'Imperial e Regio Battaglione di Marina di Trieste, che ebbe una consistenza media di 130 uomini impiegati nei servizi di segnalazione e collegamento, oltre che nella difesa costiera. La particolarità di questa unità era di essere composta da studenti di non meno di 17 anni di età, presentatisi volontari con l'assenso dei genitori. In genere si trattava di studenti provenienti da scuole tedesche o da istituti nautici, come pure dall'Accademia per il Commercio. L'istituzione di questo corpo fu voluta e sostenuta non solo dall'ammiraglio Kudelka, ma anche da Vienna. Il Ministero della Guerra e quello degli Interni provvidero a coprire le spese delle dotazioni e diedero il loro supporto nel lavoro di reclutamento. Le autorità videro nell'attività dello Jungschützenchor un segnale importante che occorreva sostenere per considerazioni di carattere patriottiche e militare. Vi si vide infatti la possibilità di mobilitare le cerchie lealiste della popolazione italiana a sostegno dell'interesse dello Stato, con forte effetto propagandistico. Durante la guerra si lavorò inoltre a impegnativi programmi di riorganizzazione del sistema scolastico, della stampa e dell'associazionismo nella pace che sarebbe sopravvenuta. In futuro la popolazione doveva venire positivamente coinvolta nell'essenza dello Stato asburgico, dopo che si fosse provveduto a togliere di mezzo, con misure quasi chirurgiche, come gli arresti e lo scioglimento di associazioni, l'irredentismo culturale. Ma a tutto questo, come si sa, non si arrivò.
L'unica alternativa possibile rimase l'intervento dello Stato, spesso e a ragione visto come una sovrareazione a repressione dei nazionalisti, un'azione che allontanò ulteriormente le varie nazionalità dell'impero dall'idea dello Stato asburgico. Per dirla con le parole di un noto storico viennese, cito: «È un luogo comune, la monarchia crollò a causa del nazionalismo. Ma del pari si può dire che la monarchia naufragò per aver sopravvalutato il nazionalismo, per aver reagito in maniera eccessiva ai tentativi di destabilizzarla. Col senno di poi, lo si può dire, la cura contro il terrorismo irredentistico si rivelò più mortale della malattia». Grazie. Molto grazie Stefan Vedraz per il tuo contributo. Ci hai dato un prospetto di sintesi e allo stesso tempo dettagliato della situazione della città, che non era soltanto una città di frontiera, come è il titolo del famoso libro di Angelo Ara e Claudio Magris, ma era in questo periodo anche quasi una città di fronte. Io penso che se ci sono domande le possiamo fare subito adesso, perché le due relazioni che seguiranno sono una tematica, tutta un'altra tematica. Perciò faccio... Solo una domanda, io non sono assolutamente un esperto di storia triestina, però qualche cosa ho letto e farei una piccola osservazione e una domanda. La piccola osservazione è quando nella prima parte della relazione, dopo l'ottima introduzione economico-sociale che ho assai apprezzato, poi nel momento in cui lei ha commentato il passaggio della salma dell'arciduca, ha usato, dopo averci presentato una città molto articolata etnicamente, politicamente, eccetera, poi riportando le parole dell'amministrazione ha parlato della popolazione triestina in esemplare atteggiamento e così via. Bisogna vedere quale parte della popolazione triestina, cioè è sempre un po' questo nelle città, chiamiamo multietniche o divise da profonde fratture politiche. Chi erano quei triestini che sono andati? Non possiamo dire, come è stato detto ieri, gli italiani, non possiamo dire nemmeno i triestini, dobbiamo vedere quali triestini, ma questa è una piccolissima osservazione. La domanda invece è questa. Ho apprezzato che alla fine si sia arrivato a dire che era una sovrareazione, perché effettivamente sembra ci siano tutti gli elementi, quando addirittura in tempo di guerra, con il paese alla fame, ci si preoccupa di cambiare i vestiti delle amministrazioni, degli impiegati dell'amministrazione, diciamo, credo che ci sia una sovrareazione, eccetera. Però, se non ricordo male, Trieste durante gli anni di guerra, non nel 14-15, ma durante gli anni di guerra, fu enormemente spopolata. Ricordo una bella mostra curata, credo, da Lucio Fabi su Trieste in guerra, dove questo elemento era centrale nell'interpretazione, che spiegava il fallimento dell'amministrazione austro-ungarica, devo dire come tanti fallimenti delle amministrazioni del tempo di guerra, ecco, ma non tutto andava per il meglio anche a Trieste. Credo. Fallimento dell'amministrazione in che senso? L'approvvigionamento? Perché la fuga delle persone di almeno la metà della popolazione non è un fallimento, è un fatto. Allora le persone fuggirono dal fronte perché è troppo vicino. Allora per
anzi per l'amministratore comunale Krekic questo era un fatto positivo, che a Trieste c'era solo la metà della popolazione, perché occorreva solo trovare il cibo per la metà. Allora questo non è per sé un fallimento dell'amministrazione. Il fallimento dell'amministrazione io vedo su due livelli: quella sovrareazione, certamente, enorme e molto, molto terribile per il singolo individuo, di essere arrestato solo a causa di una denuncia un po' strana, forse, o per una lista della polizia, è terribile. L'altro piano di un fallimento dell'amministrazione, diciamo, statale e comunale, e una cosa che non ho menzionato, le malattie. C'erano diverse malattie a Trieste, la collera, poi altre cose che non sapevano curare o allevare un po'. Allora, questo è un problema. Però per il momento del 14, quando c'è questo, diciamo, processione funerale del corpo di Francesco Ferdinando, questo è un po' interessante, perché anche alcune fonti, alcune lettere di persone che non amavano l'Austria mi dicono che sia almeno un punto in cui tante persone erano interessate a questo evento per qualche motivo. Forse non amavano Francesco Ferdinando, ma erano interessati, quelle persone erano interessate all'evento, per questo forse hanno partecipato tante persone. Non è così come ci riporta il Hohenlohe, forse, che è una dimostrazione politica, ma secondo me la partecipazione è sincera, ma solo a causa dello shock di questo evento, secondo me. Abbiamo un'altra domanda qui. Brigitte Mazzol. Due domande brevissime. Lei nella prima parte della sua relazione ha sottolineato spesso e giustamente il conflitto tra italiani e sloveni e la forte presenza di sloveni a Trieste, eccetera. Durante il conflitto, cioè italo-austriaco, che ruolo avevano gli sloveni? Perché poi non si sentiva più da che parte stavano loro. Era importante sapere anche come era la posizione slovena in questa situazione. E con ciò è congiunta la seconda domanda, se ho letto bene Marina Catarussa, soprattutto se ricordo bene, i veri conflitti a Trieste, o i conflitti molto importanti anche, erano quelli sociali e non nazionali, e anche questo ha da fare, penso, con il ruolo dei sloveni. E ci può dire forse due parole su quei conflitti sociali che erano molto più gravi forse di quelli nazionali? Sì, questo collegamento fra conflitto sociale e conflitto etnico è molto importante. Per lo più prima del 14 il conflitto era prevalentemente sociale, perché era una città con tanta industria, con Arbeitskämpfe, come si dice in italiano. Allora, tanti scioperi non avevano alcun motivo nazionale a Trieste, ma un motivo sociale, e erano solo un po' legato al nazionalismo. Però abbiamo, nella politica della città, abbiamo un po' il fronte tra i diversi partiti socialisti e i liberal nazionali. I liberal nazionali erano un partito italiano, mentre
alcune frazioni dei socialisti erano pienamente o almeno in parte sloveni, diciamo. Allora abbiamo questo fronte fra i due, anche per non dimenticare i cattolici conservatori che non giocarono un ruolo importante nella città stessa, ma c'erano anche nel litorale. Gli sloveni in generale erano, durante il conflitto, erano colpiti per lo più dal problema economico, perché tanti sloveni erano lavoratori nel porto, tanti sloveni erano lavoratori nelle fabbriche e solo per un primo momento dopo lo scoppio della guerra le fabbriche producevano di più e poi purtroppo non più, e il porto è morto subito. Allora la popolazione, il gran parte della popolazione slovena come lavoratori ha grossi problemi durante il conflitto, problemi economici. L'altra parte della città, questa borghesia colta, sia slovena che italiana, soffre, tutti e due soffrirono durante il conflitto, che anche le autorità statali hanno anche incarcerati tantissimi sloveni nella città a causa di denunce strane come essere russofile. Allora questo va dimenticato sempre purtroppo, è dimenticato sempre purtroppo nella storiografia. Non vorrei apparire quello che in Italia si dice un austriacante, però mi domando fino a che punto è giusto attribuire, diciamo così, una overreaction all'amministrazione austriaca nei confronti della popolazione triestina. Mi vengono in mente altri casi un po' analoghi, quando per esempio nel 1941 negli Stati Uniti il governo Roosevelt decise la deportazione di tutti i cittadini americani di origine giapponese. La stessa cosa accadde in Gran Bretagna nel 1940, alcune migliaia di cittadini di origine italiana o anche sudditi italiani, ma che erano residenti in Inghilterra da moltissimi anni e sul conto dei quali non c'era nessuna diciamo così, addebito, non poterono essere rimpatriati in Italia e vennero deportati per alcuni anni, mi pare, nell'isola di Jersey, no, di Man, non lo so, insomma, in una località, e tenuti fino alla fine della guerra. Per non dire di casi più, diciamo così, sanguinari come il destino degli armeni in Turchia, anch'essi resi sospettati di collusione con la Russia nel 1915. Cioè mi chiedo, qui c'è il problema dell'entità di tipo multietnico, multiculturale. Nel momento cruciale della guerra, che è il momento più critico per qualunque organismo statale, c'è il problema cruciale della fedeltà, che è un problema terribile. Cioè, è molto facile oggi per gli storici, tutti debitamente democratici, dire che era stato che ci fu in quel caso un comportamento che violava i diritti dei cittadini austriaci di origine italiana o slovena. Però così, non bisogna dimenticare il problema. L'arciduca Francesco Ferdinando era stato ucciso appunto in un attentato da un'organizzazione terroristica serba, cioè c'era un trauma fortissimo che pone il problema della lealtà. Io penso che
appunto in qualche modo questo nodo di sentimenti, anche di emozioni, è assolutamente cruciale. È molto facile dare un giudizio etico ex post, forse bisognerebbe più cercare di misurare con esempi analoghi se veramente fu una overreaction oppure no. Grazie. Ma si deve prendere misura, se si giudica l'amministrazione statale, si deve prendere misura dalla situazione austriaca anche prima, perché sapevano perfettamente che la situazione è complicata, e lo Stato è uno Stato che ha un problema ideologico, perché il nazionalismo dice sempre che la monarchia è un anacronismo. Allora bisognerebbe fare attenzione con queste misure un po'. Secondo me manca un po', questo atteggiamento molto, diciamo, come si vorsichtig? Molto cauto, che era presente prima e completamente sparisce dopo il 14. Io non so perché sono le stesse persone, sono le stesse. Sì, certo, ma sì, ma alla fine anche non hanno capito che allontanò le nazionalità dallo Stato. Hanno pensato sì, possiamo fare tutto. E hanno potuto fare tanto perché la popolazione austro-ungarica era prevalentemente rurale e loro non c'entrano con il nazionalismo. Loro potevano fare tanto, ma le cerchie della borghesia colto hanno perso subito. C'è anche una citazione molto importante del luogotenente Alfred Freiherr von Fries-Kene, che dice in una relazione al Ministero: Salus Republicae Suprema Lex. Allora il salute dello Stato è la legge fondamentale. Si può vedere così, ma sì, è difficile. Sì. Un'altra domanda? Sì, scusate, è solo una richiesta di un'informazione minima da persone che non si occupano di questo periodo in specifico. Mi è sembrato interessante il riferimento alla chiusura degli organismi associativi, in particolare quello della società ginnica, insieme alla Lega Nazionale e altre cose più evidenti. Allora la domanda, il chiarimento, l'informazione che chiedevo era proprio in riferimento a queste realtà associative, tenendo conto che erano nate in giro per l'Italia nell'Ottocento nel spirito risorgimentale, post-risorgimentale, indubbiamente potevano avere un ruolo fastidioso nella congiuntura del tempo. E normalmente erano tre quelle che erano nate, cioè quella ginnica, che non a caso si chiamava sempre Ars et Labor Virtus, ma soprattutto Pro Patria, non so come si chiamasse a Trieste, ma poi c'era il tiro a segno e il Club Alpino Italiano. Ognuno aveva il suo padre fondatore, il suo santo protettore, cioè per il tiro a segno tradizionalmente Garibaldi. Mi chiedo, in ambiente triestino, il caso della società ginnica è unico o ci sono altre società di questo genere che apparirebbero totalmente estranee a problemi di questo tipo? Grazie. Se Come notizia. strane. Estranee nel senso, uno pensa alla ginnastica e pensa a tutt'altre cose. Pensa al tiro a segno, ci pensa un po' di più, che possa avere un significato pericoloso per un equilibrio difficile in un momento di contrasti. E lo stesso, meno ancora però, non ci pensa proprio col Club Alpino.
perché è un problema che non si pone più di tanto in quel contesto. Mi chiedo se c'erano altri casi di questo genere, apparentemente estranei e in realtà invece con una tradizione che poteva essere pericolosa. Ma la Non so se ginnastica, sono riuscito a chiarirlo. sì, ma la ginnastica è legata fortemente ad alcune idee che sono vicine al nazionalismo, perché il corpo della nazione, i corpi dei giovani della nazione, e anche c'è questo famoso padre della ginnastica, Jan, in Germania, che introduce questo concetto di ginnastica come scuola per i giovani dove imparano non solo la ginnastica ma anche questo spirito. Allora la ginnastica è secondo me molto vicino ai correnti nazionali dappertutto, anche in Germania. E ci sono alcune associazioni ginnastiche a Trieste, almeno 5 ho visto in un elenco di associazioni sciolte dopo il 15, ma non posso enumerare tutti. Anche il club alpino e Touring Club e tutte questi club giocarono un ruolo importante, perché ad esempio facevano delle gite a Trieste per vedere la terra irredenta e tutte queste cose. Allora questa cosa all'alpinismo, la ginnastica, tutto questo sembra non legato al nazionalismo, ma invece è molto, perché c'è questo collegamento. Posso aggiungere solo un particolare per quello che riguarda il club alpino. In quei momenti Per favore, il microfono. la nascita del club alpino a Trieste è legata un po' agli avvenimenti che l'hanno preceduta, cioè la scoperta delle Dolomiti, che è un aspetto che riguarda più l'Osteralpenverein, no? Quindi ecco che a Trieste nasce non in contrapposizione ma in unione. In quell'istante Giulius Cugi, il dottor Cugi, che va Sì. praticamente a far nascere quello spirito che è prima il carsismo, cioè la conoscenza del Carso e delle montagne poi, ma si fa in sintonia, ma sotto sotto c'è anche un antagonismo, quindi questo antagonismo pone le due cose in maniera diversa. Quindi credo sia un aspetto che va ricordato, perché erano sicuramente bilingui, cioè non erano solo italiani, perché inizialmente è nato proprio con uno spirito di fratellanza, di comunione, di frequentazione. Ecco, vi ringrazio. Se non ci sono altre domande, vorrei fare una ultima domanda io stesso. Con la tua relazione su Trieste ci siamo in un certo senso allontanati da Caporetto, o per dirlo dall'Austria, dalla 12ª battaglia di Sonzo. L'allontanamento del fronte dall'Isonzo al Piave certamente avrà alleggerito la situazione nella città. Si può dire qualcosa? Potresti dire qualcosa? Sì, devo cominciare con un fatto interessante. C'è questa discussione in Austria se la 12ª battaglia dell'Isonzo ha impedito i treni di trasportare il cibo alle città, e alcuni dicono di sì, alcuni dicono di no. Io ho trovato che a Trieste in ottobre, novembre, per almeno 8 settimane non arriva nessun treno con cibo. Allora si creò una situazione molto, molto difficile per la popolazione. Questo effetto di Caporetto si può notare certamente a Trieste. Poi
dopo Caporetto c'era un certo respiro perché le autorità militari se ne andarono e le autorità militari avevano una forte influenza sulla città a causa della prossimità del fronte. Allora la Trieste è stato un po' fu un po' libera dopo Caporetto perché questa presenza dei ufficiali, ma anche l'economia ha avuto un problema a causa di questo perché le prostitute, le caffè, i ristoranti non avevano più gli ufficiali, non è, è veramente così, non avevano più gli ufficiali delle truppe austro-ungariche a frequentarli. Allora per l'economia è stato anche un po', è veramente così, non è, è un po' strano. Anche ad esempio l'approvvigionamento non è diventato meglio dopo Caporetto perché mancava l'aiuto del generale Borojevic, il comandante della Quinta Armata, per il luogotenente. Lui aiutò sempre il luogotenente per avere cibo, non durante Caporetto perché non c'era la possibilità, ma prima sì, dopo non più. Allora l'effetto di Caporetto a Trieste è un po' strano. Grazie. Adesso proseguiamo e con i due prossimi contributi passiamo a un soggetto che direi è allo stesso tempo vecchio e recentissimo, l'inchiesta su Caporetto con le dolorose domande sulle cause e sulle responsabilità della disfatta. Prima sentiremo Luca Falsini, che ha trovato, come tutti sanno, documenti inediti della commissione d'inchiesta istituita dal governo Orlando e ha pubblicato questi documenti in seguito nel suo libro Processo a Caporetto. E poi Pierluigi Ballini ci parlerà del dibattito parlamentare sulla relazione. Vorrei dire una piccola parola, una breve parola su questa discussione. È una discussione italiana. In Austria e in Germania si festeggiava la vittoria, ovviamente. Molto tardi la storiografia austriaca ha studiato le conseguenze a lungo termine di questa vittoria, cioè la domanda se fosse stata una vittoria di Pirro, come si è detto, come alcuni dicono, o no. Vittoria di Pirro perché si avesse tralasciato dai militari il fattore della fornitura del retroterra. Christian Ortner ieri ha detto che lui non pensa che questo fattore è stato molto importante o tanto importante come quelli che dicono no, è stata una vittoria di Pirro perché gli scioperi e tutte queste cose che cominciano nel 18 erano causate dalla mancanza dei vagoni e del materiale rotolante. Dunque questa discussione in Austria non è ancora terminata. Questa è la situazione della storiografia austriaca, ma ritorniamo alla storiografia italiana e alla commissione d'inchiesta. Luca Falsini è un dottore di ricerca in storia contemporanea e segretario parlamentare alla Camera dei Deputati. Nel 2012 ha pubblicato un libro Insorgere per risorgere la storia dell'Italia tra speranze e conflitti. Nel 2013
il libro Esercito e fascismo, soldati e ufficiali nell'Italia di Mussolini, e in quest'anno il noto libro Processo a Caporetto, i documenti inediti della disfatta. Per noi ha scelto come titolo del suo contributo La verità negoziata. Per favore. Grazie. Buongiorno a tutti innanzitutto. Io, prima di entrare nel vivo dei lavori della commissione d'inchiesta sul ripiegamento dall'Isonzo al Piave, vorrei fare un breve passaggio, soffermarmi brevemente sul dibattito parlamentare immediatamente successivo alla nascita della commissione, quindi sul dibattito che si svolse nelle aule parlamentari tra il 14 e il 23 febbraio del 1918. Mi vorrei soffermare in particolare sull'intervento di Napoleone Colajanni del 21 febbraio, durante il quale Colajanni criticò lo svilimento delle prerogative parlamentari dato dal fatto che il governo aveva preferito una soluzione di tipo amministrativo rispetto a una soluzione politica, privando di conseguenza, secondo Colajanni, la Commissione non solo dei poteri di convocazione e di istruttoria, ma anche, forse soprattutto sembra emergere dal suo discorso, anche della possibilità di poter poi dare pubblicazione dei lavori svolti. Colajanni in quell'intervento chiese la nomina addirittura di una commissione parlamentare su Caporetto capace eventualmente di sovrapporsi alla commissione amministrativa. In sostanza la commissione amministrativa avrebbe avuto il compito di occuparsi della ricostruzione degli eventi e delle dirette responsabilità militari sulla condotta della guerra, mentre la commissione parlamentare, che peraltro secondo Colajanni doveva necessariamente attendere la fine della guerra per avviare i propri lavori, sia per questioni di opportunità, diciamo così, politica, sia perché poteva in tal caso avvalersi delle testimonianze dei soldati fatti prigionieri al momento del loro ritorno, la commissione parlamentare, il suo compito sarebbe consistito nella valutazione delle responsabilità governative e quindi più ampiamente sulla mancata condotta politica della guerra. A favore delle tesi di Colajanni si espressero ovviamente anche altri deputati, Marazzi e Padulli in particolare. Interessante soprattutto il discorso di Marazzi che, come Colajanni appunto, lamentò i limiti della commissione, perché la commissione non avrebbe potuto convocare i testimoni e acquisire i documenti senza il tramite del Ministero e delle gerarchie militari. Ravvisava in sostanza un eccesso di potere nelle mani dei militari in una indagine, in un'inchiesta che li vedeva direttamente coinvolti, e soprattutto ravvisava anche lui, come Colajanni, una preoccupante assenza della politica come soggetto e oggetto attivo dell'inchiesta. Emerge quindi, ho voluto cominciare con questo dibattito perché notiamo subito, siamo nel febbraio, quindi proprio all'inizio dei lavori della Commissione, vediamo subito emergere uno degli elementi destinati a destare le maggiori critiche attorno ai lavori della Commissione, cioè il ruolo del governo nella nomina dei componenti, nella definizione dei poteri della Commissione e nella pubblicità dei risultati, come dicevo poc'anzi. Fattori questi che hanno fatto dire già 50 anni fa a Giorgio Rochat che forse c'era in atto un tentativo di lasciare in ombra e falsare, queste sono le parole che utilizzò Rochat, le responsabilità del governo e degli ambienti politici. Ovviamente il governo diede una risposta all'intervento di Colajanni, non è particolarmente interessante l'intervento del ministro Alfieri, lo è sicuramente di più quello del Presidente del Consiglio Orlando, che escluse categoricamente la possibilità di nominare una commissione parlamentare. Orlando sapeva bene che l'obiettivo di Colajanni, e insieme a Colajanni anche di molti altri parlamentari, era quello di mettere a giudizio il governo e almeno una parte dell'universo interventista che aveva contribuito a rafforzare il partito della guerra. Tali ragioni lo spinsero già nel maggio del 18, e qui entriamo sì nel vivo dei lavori della Commissione, a incaricare il ministro Zupelli di avviare i primi contatti col generale Caneva, presidente della commissione d'inchiesta, per tentare di capire i primi orientamenti dei componenti della commissione. L'obiettivo cioè era capire se fosse o meno il caso di trasformare la condizione di alcuni generali che erano stati posti in disponibilità nella condizione di inquisiti. Così facendo, però, andando a leggere bene questo tentativo, Zupelli non solo limitava l'interesse di questi primi giudizi ad alcuni militari, quasi volendo suggerire
lasciamo da parte gli altri che non sono stati posti in disponibilità. Qui ovviamente il pensiero ci rimanda subito a Badoglio, ma soprattutto trasmetteva implicitamente ai membri della Commissione la volontà di lasciar fuori il governo dalle responsabilità complessive della guerra. Ecco, torno di nuovo su questo tema perché è un tema sul quale la Commissione raccolse molte testimonianze importanti, relative non solo, come spesso si ricorda giustamente, ai tentativi di ingerenza di Cadorna nelle questioni di competenza politica, ma anche forse soprattutto relative alle deficienze di azione del governo sulla gestione complessiva della guerra. Facciamo un breve salto in avanti. La relazione venne poi consegnata al governo nella primavera del 1919, quindi 14 mesi dopo l'inizio dei lavori, e discussa in Parlamento a settembre. Mi sembra sia possibile individuare, devo necessariamente ovviamente procedere con una grande sintesi rispetto all'incredibile mole di lavoro, mi sembra si possano individuare 5 temi principali che vorrei qui provare a sviluppare sinteticamente. Un primo sono le responsabilità individuali degli ufficiali e dei soldati, come prerequisito in qualche modo diciamo genericamente, ecco, le responsabilità dei generali maggiormente coinvolti nello sfondamento. La seconda questione riguarda invece la condizione degli ufficiali e dei soldati, e qui appunto la Commissione sembra voler subito suggerire che quella condizione è stata in qualche modo un prerequisito della disfatta. Non me ne voglia Gaspari se uso il termine disfatta, tornerà qualche volta in questa relazione, anzi magari poi se ci sarà tempo vorrei tornare sul dibattito di ieri. Il terzo punto è il disfattismo. Questo è un tema che, come sappiamo, ha delle forti ricadute politiche. Il quarto punto sono le difficoltà connesse alla ritirata dell'esercito, al riposizionamento, alle indecisioni sul riposizionamento e insieme ad esse anche alla fuga dei civili. Il quinto punto è il tema delicato del tradimento, chiuderò con quello. Tutto ciò ovviamente dentro a un contesto di grande complessità che a me sembra sia, del quale mi sembra che i componenti della Commissione siano ben consapevoli del fatto che in qualche modo non si possa spiegare Caporetto, diciamo, con le responsabilità di uno, due o tre generali, non ci si può spiegare, qui mi rifaccio un po' alla banca, non si può spiegare la rottura del fronte, quella che avviene, diciamo, tra il 24 e il 27 ottobre, figuriamoci poi la rotta. Insomma, è una questione più ampia per la quale necessitiamo di risposte appunto complesse, e lo è anche semplicemente se andiamo a guardare le conseguenze che determinano. Sono conseguenze sul piano politico evidenti, sono conseguenze evidenti sul piano militare, lo sono in qualche modo, o quantomeno per alcuni, per molti anzi che intervengono di fronte alla Commissione, lo sono anche dal punto di vista identitario. Infatti la Commissione su queste questioni, sul piano identitario, raccoglie moltissime testimonianze di ufficiali che videro nella sconfitta il disvelamento delle tare millenarie del popolo italiano. In sostanza intravedevano in quella sconfitta una maggior propensione verso una cultura della resa rispetto a una cultura di guerra, e vedevano il popolo italiano incapace di odiare e combattere per una comunità nazionale. Giusto o non giusto che fosse, questa è la sensazione che è la certezza che esce dalla lettura di molte di queste testimonianze. Ecco, potrei qui fare una citazione di uno stralcio della memoria consegnata da Capello, comandante della Seconda Armata, alla Commissione, nella quale Capello dice: «Il nostro soldato è di massima un pacifico cittadino, un paziente agricoltore, un ottimo operaio, e porta nell'esercito le doti di razza, pazienza, arrendevolezza, intelligenza, ma ha un fondo tale di bontà, di generosità e di mitezza che male si accorda con l'implacabile e selvaggia energia caratteristica di questa guerra, che non dà quartiere e non conosce pietà. In conseguenza egli per natura difetta di aggressività e di spirito bellico, non è capace di odio verso il nemico, e la sensazione di questa deficienza lo rende oscuramente persuaso di una sua inferiorità di fronte al nemico». Non la pensava da solo così Capello, in modo non molto dissimile si espressero per esempio i generali Garruccio, Bongiovanni. La pensavano invece diversamente tanti altri, insomma Cadorna, Badoglio invece erano fortemente contrari a questa idea, e raccontarono appunto di soldati, qui in qualche modo un pochino ci stupisce Cadorna, raccontavano di soldati che si erano comportati con slancio e dedizione in moltissime occasioni. Quindi
ricondurre Caporetto alle ragioni militari, diciamo strettamente militari, è sicuramente necessario, a patto però di tenere in considerazione tutti gli altri fattori che rendono complesso questo evento e questa fase storica della storia italiana, e ovviamente qui la stanchezza, il morale depresso, il distacco dalle ragioni della guerra, l'odio per gli imboscati, insomma l'elenco potrebbe essere infinito. Vediamo appunto, limitiamoci a quei fattori che avevo indicato poc'anzi, partendo dal giudizio sugli uomini. Dunque, come detto, il 12 maggio del 18 il ministro della guerra scrisse a Caneva chiedendogli informazioni, diciamo, sui risultati, sui primi lavori e sui generali posti in disponibilità. Ovviamente siamo a maggio, i lavori sono cominciati a febbraio, quindi la commissione stava lavorando appena da 3 mesi, era ancora in una fase, diciamo così, organizzativa, e quindi Caneva decise di dare un carattere molto generico alla risposta e incaricò il segretario della commissione Fulvio Zugaro di inviarla al governo. Ciò avvenne il 2 giugno. Diciamo subito che si tratta di primi giudizi sulle responsabilità di questi generali che non presentano particolari differenze rispetto a quanto poi ufficialmente pubblicato nella relazione, eccezione fatta ovviamente per la questione Badoglio. Già in questa primissima comunicazione Badoglio viene incolpato di aver gestito male le brigate al suo comando, in particolare disattendendo gli ordini ricevuti sulla dislocazione della brigata Napoli. Successivamente, ma qui andiamo oltre questo primo contatto col governo, la commissione stilò 3 bozze di conclusioni prima di arrivare alla stesura definitiva. Proviamo a fare una operazione di comparazione tra la stesura finale e queste 3 bozze. Innanzitutto un primo elemento di interesse è l'assenza in queste bozze di ogni riferimento al generale Montuori. Montuori, come sapete, era il comandante interinale della seconda armata che prese il posto di Capello proprio a ridosso di Caporetto per l'uremia che aveva colpito il comandante della seconda armata. Montuori era ritenuto colpevole, venne invece ritenuto colpevole negli atti ufficiali di aver manifestato eccessiva fiducia in quei giorni nelle capacità di ripresa della seconda armata, ritardando, dice la relazione ufficiale, il ricompattamento delle truppe. Sorte inversa toccò invece al Diro Pilan, accusato nella stesura finale di fatti inizialmente non contestatigli. Poi io non mi fermerò molto sulle accuse a Cadorna, Porro, Capello e Cavaciocchi, non soltanto perché note, ma anche perché poi su loro dovremmo tornare sulle varie questioni attinenti il cosiddetto governo degli uomini, del quale mi occuperò a breve. Mi limito qui a sottolineare che l'accesso alla documentazione privata di Fulvio Zugaro ha consentito di ricostruire l'iter, diciamo, di queste accuse, i differenti equilibri e umori dei componenti della commissione. Anche qui qualche esempio di comparazione. Le 3 bozze preliminari prevedono per il sottocapo di Cadorna, Porro, solo accuse connesse alla gestione degli uomini, mentre nella relazione sono messe in gran rilievo anche le responsabilità più strettamente militari. Ancora, sono completamente assenti nelle bozze riferimenti alla mancata preparazione di una strategia di ritirata, che invece vengono ripresi con forza a danno di Cadorna nella relazione finale. Infine, darci appunto a 3 questioni, ma ve ne sarebbero altre di cui parlare. Infine si attesta l'assenza nella relazione di un attenuante a favore di Cavaciocchi. Questa è una cosa che torna più volte, diverse attenuanti per Cavaciocchi vengono scartate, questo dobbiamo riconoscerlo, ben rimarcata nelle bozze, connessa al reiterato rifiuto di Capello nel rifornirgli dei rinforzi che gli erano stati più volte richiesti. Cavaciocchi li aveva richiesti anche al predecessore di Capello e soprattutto a Cavaciocchi erano stati spesse volte promessi. Questione che probabilmente non riguarda soltanto il 4° corpo di Cavaciocchi, per carità, però insomma, essendo stato lui uno dei generali maggiormente colpiti dalla commissione, mettiamo in rilievo questo aspetto. Merita invece attenzione, come dicevo, la questione Badoglio. L'archivio di Fulvio Zugaro ci aiuta qui a ricostruire le accuse mosse nei suoi confronti nel corso dei lavori e poi, come sappiamo, cassate dalla relazione. La prima bozza mette in rilievo 2 aspetti poi scomparsi nelle successive elaborazioni. L'errore di Badoglio che comunicò la caduta del Globociak il 24 ottobre, che invece cadde successivamente, dimostrando, si legge, qui cito da questa bozza, che Badoglio non era al corrente dello svolgimento dell'azione nemmeno sul tratto di fronte che gli era più prossimo, quindi un'accusa abbastanza severa. Poi, procedendo con le accuse, l'aver trasmesso ai suoi superiori notizie circa rese in massa di truppe
che non risultarono poi provate, ma che, cito di nuovo, propagate si poterono contribuire a scuotere gravemente il morale dei comandi. Le altre accuse vengono poi riprese integralmente nella seconda e terza stesura: scarsa attenzione al collegamento del quarto corpo d'armata, superficialità nella protezione della linea Monteplezia-Fonisonso e cattivo uso, come già ricordavo, della Brigata Napoli. Mi fermo qui con le responsabilità dei singoli generali, proprio perché appunto la complessità ci porta poi su altre questioni e su diciamo un sistema di governo degli uomini che la Commissione mette bene in luce. Passiamo quindi agli ufficiali. Io direi che il grosso dei lavori della Commissione sulla condizione degli ufficiali si articola su due argomenti principali. Gli esoneri e gli avanzamenti sono i due argomenti più importanti che vengono trattati. La politica degli esoneri, così viene definita, è direttamente riconducibile a Cadorna, secondo i componenti della Commissione, perché Cadorna più volte, sebbene Cadorna abbia ricordato in diverse occasioni che a lui erano attribuibili non più di una decina di casi, in realtà mai prese le distanze o provò a fermare il fenomeno, che giustificava con la necessità di ringiovanire il comparto degli ufficiali che negli anni immediatamente precedenti alla guerra erano saliti in grado sfruttando quella che Cadorna amava definire la soverchia indulgenza del periodo di pace, e che quindi ora gli sembravano poco propensi ad accettare l'offensivismo del Comando Supremo. Qui una precisazione: nessuno dei detrattori di Cadorna mise mai in discussione il diritto del capo di Stato Maggiore di circondarsi di persone fidate, a tal fine anche di esonerare quindi le persone che non riteneva adeguate alla situazione. Tuttavia anche le persone più vicine a Cadorna diciamo, ritennero che questo atteggiamento, ritennero di poter dire che questo atteggiamento avrebbe avuto senso se le esonerazioni si fossero limitate a decine di casi, mentre i numeri complessivi erano impietosi e palesavano un abuso di quel diritto. Qualche dato: nei primi mesi di guerra si contavano 52 generali rimossi, mentre nel solo 1917, per rimanere all'anno di Caporetto, vennero esonerati 2 comandanti d'armata, 15 di corpo d'armata, 21 di divisione, 39 di brigata e 60 di reggimento. Quindi numeri particolari, impietosi appunto. Sempre in tema di esoneri, diciamo che mi è sembrato di poter individuare due fasi abbastanza nette. La lettura delle testimonianze ci suggerisce di dividere una prima fase della guerra, direi fino alla spedizione austriaca del maggio del 16, nella quale il ricorso agli esoneri rispose proprio alla volontà di Cadorna di ringiovanire il comparto degli ufficiali, da una seconda fase nella quale invece prevalsero logiche che potremmo definire clientelari, che qui è doveroso ammetterlo, si diffusero poi anche grazie alla correda di alcuni comandanti d'armata. Da questo punto di vista delle ragioni vanno riconosciute a Cadorna. Chi si giovò di questa situazione? Se ne giovarono soprattutto gli ufficiali più giovani, e tra questi in particolare quelli più vicini al Comando Supremo, che dalle testimonianze emergono come non particolarmente all'altezza della situazione, se non altro perché forniti di modesta esperienza di comando in trincea. Io ritengo però che i favoritismi possano spiegare soltanto una parte di questo fenomeno, che sia da ascrivere maggiormente alla necessità di governare le conseguenze del sistema disciplinare. Accadde infatti che molti ufficiali superiori, proprio per paura di essere esonerati per una conquista mancata, per esempio, abbiano finito con lo scaricare le colpe sui propri subordinati, oppure col costringere i soldati a combattere fino alla morte per la difesa di territori che probabilmente sarebbe stato più coraggioso abbandonare. Anche qui ci aiuta una testimonianza, uno stralcio della relazione di Cavacciocchi, comandante del quarto corpo d'armata, che disse: la preoccupazione del discarico delle responsabilità diventava così morbosa che il dire la verità era pericoloso, sia che si trattasse di mettere in evidenza l'impossibilità di eseguire attacchi di posizioni formidabili senza mezzi sufficienti, sia di esprimere giudizi sulle persone o sullo spirito delle truppe. La conseguenza più immediata del venir meno, diciamo, della fiducia tra ufficiali superiori e inferiori e tra comandi di armata e Comando Supremo
fu in realtà una conseguenza in realtà di lungo periodo, cioè l'emergere di una lunga polemica tra gli ufficiali silurati e il governo, destinata a protrarsi poi per molti anni, e che sfociò nell'immediato, diciamo, nella nomina di una commissione di revisione degli esoneri, che però ebbe risultati assai modesti. Appena 13 ufficiali superiori vennero reinseriti nell'esercito combattente. Ora, su queste decisioni ovviamente agirono questioni assai delicate che nessuno al comando, neanche in Parlamento, figuriamoci, voleva affrontare, come per esempio restituire alla truppa fiducia nei confronti di un ufficiale che era stato esonerato, oppure, forse ancora più grave, gestire il rapporto tra l'ufficiale reintegrato e gli ufficiali che nel frattempo erano saliti in grado. Appunto, passiamo a questo punto, mi riaggancio subito e passiamo agli avanzamenti. Cadorna tornò in più occasioni di fronte alla Commissione sul tema degli avanzamenti, ricordando come egli si fosse fatto più volte sostenitore della ratio dell'articolo 12 della legge sull'avanzamento, che imponeva severe e ponderate valutazioni sulla qualità del soggetto proposto a un grado superiore. Anche qui però anche gli uomini più vicini al capo di Stato Maggiore, anche loro ebbero difficoltà nel valutare, nello spiegare a posteriori queste distorsioni, innanzitutto per il modesto rispetto del cosiddetto atto di valore che era previsto nell'ultimo decreto sull'avanzamento, a fronte del quale si preferì invece sempre il criterio della libera scelta individuale. Poi per l'eccessiva attenzione, di nuovo, riservata agli ufficiali provenienti dallo Stato Maggiore. Qui le giustificazioni di Cadorna e Porro sono abbastanza nette, per certi versi anche comprensibili. Cadorna e Porro giustificarono di fronte alla Commissione la particolare attenzione rivolta nei confronti degli ufficiali dello Stato Maggiore, perché se erano lì, se erano lo Stato Maggiore, era perché erano da considerare, questa è la formula che utilizzavano, distinti fra i distinti, quindi in qualche modo già meritevoli in partenza di un avanzamento, ma anche per una questione, diciamo, di gestione puramente amministrativa, per poter dare cioè stabilità al comando, che altrimenti non si sarebbe ottenuta se quegli ufficiali avessero aspirato ad altre posizioni per poter fare carriera. Qui ci sono diversi interventi da parte di molti generali, che la maggior parte dei quali si esprimono dicendo che probabilmente nessun ufficiale superiore avrebbe dovuto accedere a promozioni senza aver prima svolto qualche ruolo di comando in battaglia. Mi sembra particolarmente efficace la posizione di Antonino Di Giorgio, che disse che se proprio Cadorna voleva modificare i vertici dell'armata avrebbe dovuto attribuire dei gradi provvisori e rinviare poi alla fine della guerra la sistemazione delle carriere. Passiamo a questo punto al governo degli uomini. Questa è una formula che viene utilizzata proprio nella relazione, quella di governo degli uomini, ed è una formula amplissima in realtà, perché contiene al suo interno tutto praticamente il mondo della vita di trincea, quindi spazia su temi quali la giustizia militare, gli avvicendamenti in prima linea, la propaganda, gli imboscati, insomma è un tema veramente troppo ampio, dovrò necessariamente andare per sintesi estreme. Partiamo da Badoglio, perché in una delle sue deposizioni di fronte alla Commissione, Badoglio indicò subito come maggior merito, maggior elemento di discontinuità rispetto alla gestione Cadorna il fatto che la gestione Diaz avesse restituito maggior mobilità alle armate sui fronti di combattimento. Badoglio, che ricordiamolo era sottocapo di Diaz, secondo lui non era più ammissibile che armate come la seconda e la terza fossero costrette senza soluzione di continuità nelle zone più aspre, mentre altre, qui lo cito, se ne stavano fisse nelle Giudicarie o nel Cadore a vivere quasi in riposo. Altro grande risultato che Badoglio attribuì al nuovo corso fu di aver migliorato le rotazioni in prima linea, perché egli sostenne che nella gestione Cadorna c'era la terribile abitudine di coprire di gloria le brigate migliori per poi condannarle al fuoco perpetuo. Il tutto ovviamente era reso ancor più complesso dalla durissima condizione anche di vita nelle retrovie. Questo è un altro tema che occupa molto la Commissione. Nelle retrovie in sostanza si aveva la sensazione che non ci fosse alcuna forma di riposo per quanto vissuto invece in prima linea.
e qui i soldati erano costretti a continue esercitazioni, al tiro dei colpi amici e poi continue conferenze, marce, costruzioni, lavori stradali, costruzioni, trasporto di materiali per la costruzione di trincee e così via. Questi racconti, ce ne sono molti raccolti dalla Commissione, e si arricchiscono anche delle deposizioni di molti politici che parlano chiaramente di abuso nello sfruttamento fisico delle truppe, di sostanziale sabotaggio ufficiale della guerra, e spinsero queste testimonianze spinsero la Commissione a dare un peso rilevante al tema della stanchezza nelle ragioni del disastro. Probabilmente oltre che di stanchezza sarebbe il caso di parlare anche di rabbia, perché se ci mettiamo dalla parte dei soldati, quasi tutto e sicuramente molto dei temi relativi ai mancati avvicendamenti tra fronti e prima linea, tra prima linea e retrovie, quasi tutto era riconducibile al tema degli imboscamenti, ed era questo un tema che generava moltissima rabbia nei soldati. Non tanto gli imboscamenti sul fronte interno, per i quali tutto sommato la responsabilità veniva attribuita principalmente al governo e alle autorità locali, quanto a quelli che si consumavano nelle zone di trincea. Anche qui l'elenco potrebbe essere molto lungo, perché ovviamente il termine imboscato finì con riguardare una platea amplissima, insomma riguardava chiunque aveva in qualsiasi modo schivato la divisa, oppure coloro che erano finiti in posizioni. Qui me ne sono scritte alcune che vengono ricordate nelle testimonianze: i meccanici, i magazzinieri, gli autisti, addirittura quelli che erano finiti nella cavalleria erano considerati degli imboscati, perché molte di queste testimonianze ci raccontano che la guerra la facevano solo i fanti contadini. E poi c'erano quelli, non so, dislocati nelle armate della salute, un'altra formula che viene utilizzata spesso, o nei tanti inutili uffici creati nelle zone di guerra appositamente per imboscare qualcuno. Insomma, il tema è così centrale nella quotidianità della vita dei soldati che la sua assenza nella retorica propagandistica dei conferenzieri è in qualche modo rivelatrice di quanto fossero distanti le parole dei comandanti, dei politici che salivano al fronte, anche dei preti al campo, direi, dalla quotidianità della truppa. Qui veramente ci infiliamo in un tema molto ampio, quello della propaganda di guerra, e non ho tempo per affrontarlo in modo adeguato. Ecco, mi limiterei a dire, a sottolineare lo sforzo della Commissione nel valutare l'inadeguatezza del supporto morale per i soldati nella fase pre-caporettiana, e qui ci inserisce la Commissione anche l'attività pionieristica che riteneva di aver svolto Capello all'interno della Seconda Armata, non affiancato però da un'attenta valutazione, diciamo, da una visione comparata tra il prima e il dopo Caporetto, quindi con un po' di velocità si affrontano i temi della propaganda del dopo Caporetto, quindi del servizio P, ma insomma è una lacuna tutto sommato comprensibile vista la contemporaneità dei lavori e anche la complessità del tema. Una complessità che tra l'altro è acuita anche dalle strette connessioni che la propaganda aveva con la giustizia militare, altro tema questo che non possiamo affrontare in modo adeguato vista la sua vastità, e anche qui possiamo sottolineare un po' i limiti dei lavori della Commissione, che a un meticoloso raffronto, siamo su un piano molto simile a quello precedente, a un meticoloso raffronto tra il prima e il dopo preferì concentrarsi con un'analisi profonda, devo dire, attenta sulla gestione della giustizia militare da parte durante il Comando Supremo di Cadorna, che del resto era funzionale come pochi al risultato finale, in qualche modo per molti fu addirittura pregiudiziale per poter arrivare a una condanna appunto del Comandante Supremo. Diciamo poi, sempre chiudendo la questione della giustizia, che le testimonianze prevalentemente di alti ufficiali si soffermano non tanto sulle ingiustizie sui soldati, quanto sulla disarmonia, potremmo dire, tra sistema disciplinare e regime penale, e tra questo e la giustizia militare. Le definizioni che tornano più spesso sono, non so, vecchie procedure, giustizia bonaria, tolleranza eccessiva, e attestano una netta differenza di percezione della durezza della disciplina militare tra le gerarchie militari, gli ufficiali di complemento e la truppa. Passiamo a questo punto a quello che considererei il fattore decisivo nei rapporti tra governo e Comando Supremo, sicuramente nelle argomentazioni di Cadorna, sulla mancata tenuta dei reparti durante lo sfondamento austro-tedesco, e cioè il disfattismo.
Qui mi rifaccio alla deposizione di padre Semeria, che ricorda come Cadorna maturò l'impressione che il governo quasi lo tradisse, lo cito qui Semeria, obbligandolo ad essere lui il carnefice dei soldati, con esecuzioni capitali al fronte. Non era una battaglia isolata questa di Semeria e di Cadorna. Molti altri ufficiali avevano definito i componenti del governo deboli e privi di fermezza. In alcuni casi, leggo qui un paio di definizioni, negazione dell'energia e della forza e addirittura fautori di uno sciopero della guerra e delle idealità politiche. Proprio forte di questo appoggio, Cadorna, questo ben noto, scrisse 4 lettere al Presidente del Consiglio Boselli tra il giugno e l'agosto del 17, significativa la terza, nella quale scrive: il male peggiora con un crescendo che è pieno di oscuri pericoli, quindi in qualche modo presagendo Caporetto. Cosa si aspettavano al comando? Si aspettavano innanzitutto un'azione decisa contro la stampa neutralista e sovversiva e il divieto per ogni manifestazione pubblica pacifista. Si aspettavano poi interventi più decisi nei confronti nella lotta contro i disertori, che troppo spesso trovavano complicità non solo nei familiari, tutto sommato cosa comprensibile, quanto nei burocrati locali. Di fronte alla commissione, però, la maggior parte degli ufficiali preferirono sminuire gli effetti di questa propaganda sovversiva dell'azione disfattista in genere, preferendo ricondurre tutti gli atti di insubordinazione alla stanchezza dei soldati e al desiderio di ritornare a casa, insomma un comprensibile desiderio di ritornare a casa. Fecero così anche quelli che in realtà poi avevano assecondato le richieste di Cadorna di fare delle indagini minuziose nei vari corpi. Del resto queste indagini raramente, quasi mai, avevano portato a un collegamento tra gli atti di insubordinazione e i grandi eventi di quei mesi che Cadorna tanto temeva, cioè la rivoluzione russa, la frase di Treves, insomma cose note, la nota pontificia, la rivolta di Torino dell'agosto del 17. Importante sottolineare che la Commissione in modo fermo ritenne di non poter individuare alcuna prova concreta a supporto della tesi di Cadorna e di una parte cospicua dell'universo interventista che aveva accusato neutralisti, pacifisti di aver sabotato la guerra. Così facendo non solo però tolse il supporto ideologico alle ragioni del generalissimo, ma scagionò politicamente e moralmente i socialisti dall'accusa di disfattismo. Questo è un risultato politico di rilievo sicuramente dei lavori della Commissione. Vedo che il tempo non mi è amico, sono andato molto lungo, quindi taglio la questione sul quarto punto, sulla ritirata, la fuga, il riposizionamento, i civili. Magari mi limito a fare un brevissimo passaggio. La necessità di evidenziare la consapevolezza dei componenti della Commissione, ma del resto qui anche il nome stesso della Commissione in qualche modo è estremamente esplicito, c'è la necessità di andare oltre la rottura 24-27 ottobre e portarsi quindi con le proprie indagini anche sulla fase della rotta, quindi diciamo fino al 8-9 novembre, che viene a coincidere poi come data con l'allontanamento di Cadorna dal Comando Supremo. L'analisi della rotta in particolare mostrò gravi limiti di comunicazione tra militari e civili, o meglio tra autorità militari e autorità civili, che ebbero come conseguenza, qui faccio gli studi di Daniele Ceschin, ebbero come conseguenza l'intasamento delle strade, ove praticamente l'esodo dei civili si svolse, ecco qui lo cito proprio Ceschin, accanto ai soldati e a volte anche contro i soldati, ovviamente con la conseguenza di rendere decisamente più ampi i tempi di reinquadramento delle truppe e di stabilizzazione della linea di difesa. Mi accingo a chiudere col tema, come dicevo, del tradimento. Il tradimento, ecco, chiudiamo con qualcosa che quindi non vi fu, diciamolo subito. Non vi fu tradimento dei soldati, non vi fu tradimento degli ufficiali, o meglio, non vi fu nelle valutazioni della Commissione allora, esattamente come non c'è nelle valutazioni degli storici oggi, a fronte però di quella che potrei definire un'opposta pervasività del tema nei ragionamenti dei contemporanei. La sensazione infatti è che la relazione, pur concedendo uno specifico spazio al tema, tende a sminuirne un pochino la portata, ma non tanto negli effetti, nelle ragioni
diciamo non tanto per l'importanza effettiva che il tradimento ebbe nello spiegare la disfatta, qui del resto era giusto che fosse così, sminuirla in questo senso, quanto nella percezione di larga parte degli ufficiali interrogati che molto, se non proprio tutto, di quanto avvenuto nella fase della rottura tra il 24 e il 27 ottobre fosse da spiegare proprio col tradimento di alcuni corpi. Da questo punto di vista Cadorna, che spesso viene descritto come una sorta di uomo solo al comando, in realtà era tutt'altro che solo. Io qui mi sono segnato un paio di interventi in questo senso, ma veramente ce ne sono molti altri possibili. Di Giorgio parlò apertamente di disfattismo colposo di non pochi reparti. Tettoni accusò di tradimento gli operai scioperanti nelle fabbriche torinesi che vennero mandati poi per punizione al fronte. Badoglio e Padre Semeria accusano di tradimento alcune specifiche armate, come loro molti altri, come dicevo. Però questo attiene in qualche modo al ridimensionamento delle percezioni. In fase valutativa invece la Commissione negò in modo netto l'esistenza di un complotto scientemente organizzato a favorire la buona riuscita dell'attacco del nemico, come del resto negò anche rivolte di interi reparti o vendette personali, cose di questo tipo, e si spinse anzi a criticare in modo molto fermo tanto il comunicato del 28 ottobre quanto poi il proclama del generale Ferrero, che a distanza di, se non ricordo male, 1 mese e mezzo gli aveva dato eco nei contenuti. Insomma, chiudo con questa considerazione: il rifiuto della guerra e della disciplina, le armi gettate nei fossi, ne abbiamo parlato ieri, i saccheggi, la reticenza di alcuni soldati ufficiali nel farsi reinquadrare dopo l'iniziale sbandamento, erano da spiegare semplicemente con umane e comprensibili ragioni individuali di ritrovare la propria vita, la propria famiglia e un po' di serenità, e di lasciarsi alle spalle quella che a molti ormai sembrava una costrizione senza fine. Grazie. Grazie Luca Falsini anche per la disciplina temporale. Passiamo alla seconda relazione. Avrà la parola Pierluigi Ballini, professore ordinario di storia contemporanea all'Università Cesare Firenze, accademico di questo Istituto Veneto che ci ospita e grandissimo esperto della storia italiana del 8 e 900, specialmente anche dell'area parlamentare e della storia elettorale. La relazione della commissione d'inchiesta fu, come abbiamo sentito, presentata dal governo alla Camera dei Deputati nella tornata del 6 settembre del 19, dunque 10 mesi dopo la fine della guerra. Sentiamo il professor Ballini sul seguente dibattito parlamentare. Grazie Presidente. È ormai tempo di vedere quale serie spaventosa di errori ci abbia spinti nel baratro dove siamo precipitati. È tempo di rimuovere tutti i veli, squarciare tutte le bende, mettere il popolo italiano in cospetto della verità. Così la Stampa di Torino, a fine di luglio, che rivendicava l'opera di Giolitti, l'intera opera di governo, richiamava gli errori militari, e l'uomo che in sé li compendiava, Luigi Cadorna, e soprattutto quelli politici. Quello sulla Stampa fu un dibattito, è stato in parte studiato, riguardò tutte le testate, quotidiani e periodici, si dipanò per settimane e fu l'anticipazione dei temi del dibattito parlamentare e fu favorito più ancora che dalle conclusioni dell'inchiesta, lo notava Rochat 50 anni fa, dal fatto che per la prima volta e con grande clamore si rompeva un silenzio considerato complice sulla condotta della guerra. Noi non possiamo tacere, scriveva il quotidiano socialista, noi che per non pochi mesi siamo stati fatti bersaglio della stupida accusa di caporettisti da parte di una meschina borghesia. Oggi è cessata la censura e che qualche vecchio nodo comincia a venire al pettine, noi, gli accusati di ieri, iniziamo la nostra difesa, accusando a nostra volta. L'inchiesta su Caporetto era per i socialisti l'inchiesta su tutta la borghesia italiana, meglio, era un augurio, avrebbe dovuto esserlo. In tutte le sue manifestazioni, tutti responsabili, scriveva Lavanti, sebbene in modo diverso e in diverso grado i dirigenti dell'Italia borghese, che hanno voluto o accettato la guerra.
Era giusto che gli accusati di allora levassero la testa, che i galeotti puntassero il dito verso i loro giudici e dicessero ora che potevano farlo, che erano liberi di farlo, il loro atto di accusa. Ma se si faceva il processo alla guerra, scriveva il Popolo d'Italia, e Mussolini in particolare, noi che la volemmo e non ci pentiremo mai d'averla voluta siamo trascinati in causa, e a noi soli conviene ricordarlo. Compete il diritto di fare il processo alla guerra e agli uomini di questa guerra. Quelli che si mantennero assenti non possono interloquire, giudici meno ancora possono diventare i disertori. L'accusa di Mussolini era rivolta, ben chiaro, contro socialisti e giolittiani, accusati appunto di voler arrivare alla condanna della guerra, alla svalutazione della vittoria e creare uno stato d'animo che l'Italia aveva già conosciuto dopo Adua, uno stato d'animo che sarebbe stato esiziale, sono parole sue, che riprende in vari articoli del luglio significativi, la seconda disfatta, Vigliacconi, all'avvenire appunto della nazione. E gravissimo considerava perciò lo sciopero del 20-21 luglio, si trattava di caporettismo. E lo motivava questa accusa. Caporettismo perché non è in questo momento, con una nazione che ha i viveri per 12 giorni, con una nazione che sta battendosi disperatamente a Parigi per farsi largo nel mondo, fra le cupidigie della plutocrazia internazionale, cui tengono bordone in atteggiamento di passiva e attiva complicità, i proletari dei paesi più ricchi, non è in questo momento che si può tentare impunemente la corsa al caos. A difendere chi aveva deciso l'intervento, Salandra in particolare, e il generale Cadorna, scrisse Il Secolo, che ne ospitava anche interviste e le sue accuse contro il triste connubio giolittiano socialista, e soprattutto il Corriere della Sera, con accenti diversi fra Amendola e Albertini. Si tenta un processo al passato, scriveva Albertini in una lettera. Questo processo ha il solo fine di dimostrare che la guerra fu un male, che da essa derivi al paese più danno che vantaggio, che gli uomini che la vollero e la guidarono furono indegni della fiducia riposta in loro e sono degni oggi di severa condanna. La storia viene così asservita alle vendette del neutralismo italiano. La vittoria viene dimenticata e negata nella sconfitta che invece riuscimmo ad evitare. Albertini considerava l'inchiesta, e il tema ritorna nel dibattito parlamentare, un documento di malvagio disfattismo. Si preoccupava soprattutto di quella diffamazione della nostra guerra e scriveva una significativa lettera a Nitti. Una diffamazione che risalta, insisteva, da ogni pagina del grosso volume stampato con solennità di forma, quasi fosse il libro della vittoria. E l'Idea Nazionale pure denunciava il tentativo dei neutralisti, disfattisti durante tutta la guerra, prima, durante e dopo Caporetto, e anche il quotidiano sonniniano con forti accenti, che vedeva il vero movente della parallela campagna dell'Avanti e della Stampa nel creare o per creare nelle popolazioni lo stato d'animo della sconfitta e favorire l'assalto alle urne elettorali dei disfattisti di ogni gradazione. Il dibattito sulla Stampa e quello parlamentare poi si svolge nella prospettiva delle elezioni e nel momento del dibattito sulla pace di Versailles, insoddisfacente per l'Italia per quanto riguardava le riparazioni, un tema che tornerà, che Mussolini e il popolo riprenderanno nei mesi e nelle settimane successive, e nella pace di Saint-Germain che verrà firmata proprio nei giorni del dibattito parlamentare. In Parlamento, all'inizio della discussione parlamentare, sembrò fin dall'inizio che il dibattito assumesse toni più pacati. Era Amendola ad annotarlo. La discussione tende ad assumere un carattere più elevato e più responsabile di quello che ha avuto sino ad oggi sulla Stampa, a causa di un'ignobile faziosità di taluni giornali. È tempo, scriveva Amendola, di risalire da questo baccanale sulle tombe dei nostri caduti,
di non isterilire, di non deturpare la coscienza nazionale con la gazzarra diffamatoria, inscenata per bassi fini partigiani ed elettorali da qualche settimana a questa parte. Nitti aveva sostenuto che l'inchiesta era un fatto semplicemente d'ordine amministrativo e che in via di procedura non si poteva assolutamente discuterla in Parlamento, ma alla fine, come è noto, accettò l'iscrizione all'ordine del giorno, dopo qualche polemica, dopo aver composto dispareri, son parole sue, fra lui e il ministro della guerra, con l'impegno, che connota tutto il dibattito e la posizione del governo, che la discussione venisse contenuta entro limiti determinati e condotta con obiettivi opposti a quelli ad essa assegnati dai socialisti. I decreti emanati il 2 settembre contribuirono all'opera di normalizzazione o ad almeno una parziale pacificazione, insomma, a creare un clima meno conflittuale per il dibattito sull'inchiesta. I due decreti, è noto, ma non sempre sono abbinati nella ricostruzione, il decreto Visocchi, che conferiva ai prefetti il potere di autorizzare l'occupazione temporanea delle terre incolte o mal coltivate da parte di organizzazioni contadini, ridusse la tensione nelle campagne, la tensione sociale in modo molto notevole. Effetti ancora più importanti ebbe la larga, che Turati in una lettera alla Kurush designò come larghissima, amnistia voluta da Nitti, predisposta dal ministro Albrici e importante dal guardasigilli Mortara. Vennero liberati, lo ricordava Roscià già allora, 40.000 dei 60.000 detenuti, cancellate le pene sospese, estinti 110.000 processi su 160.000 in corso, 270.000 italiani all'estero poterono chiedere il condono, circa 600.000 uomini nel complesso approfittarono dell'amnistia. Un'amnistia che provocò dure critiche dal fronte interventista, un dibattito sulla stampa su questa vicenda e poi interrogazioni parlamentari. Ma un effetto positivo lo ebbe pure il provvedimento giudicato insufficiente adottato dal Consiglio dei Ministri per Cadorna, collocata a riposo, e per gli altri generali di cui voi sapete bene. Nitti, introducendo la discussione, tenne a sottolineare subito il ruolo decisivo dell'Italia nella vittoria dell'intesa, il contributo delle truppe italiane all'estero e poi nessun paese ha fatto più grande sforzo dell'Italia. Noi e noi soli, poiché le forze che gli alleati avevano presso di noi erano inferiori a quelle che noi avevamo fuori d'Italia, noi e noi soli abbiamo avuto l'onore di abbattere il grande impero austro-ungarico che rappresentava la reazione in Europa. E ricordava che nessun paese dove si erano verificati episodi come quelli della ritirata dall'Isonzo al Piave avesse voluto più rapidamente vedere al fondo le cause del male e accertarne le responsabilità. Esaltazione della vittoria, riconoscimento del valore dei combattenti, le commosse parole di gratitudine all'esercito del ministro della guerra non fecero comunque recedere Chiesa, interventista, dalla richiesta, fin dal primo momento del dibattito, di sospendere la discussione. La considerava inopportuna mentre calzavano i problemi economici, specie nel momento deliberativo della conferenza di Parigi. La relazione della commissione d'inchiesta era ancora un suo motivo che giustificava la richiesta, non forniva tutti gli elementi per giudicare. Era una relazione di origine amministrativa portata alla Camera unicamente nelle forme conclusive. Non approfondiva come era stata amministrata la giustizia militare, non diceva parole sull'attività di corruzione esercitata dal nemico, non dava giudizi sugli avvenimenti del Trentino in modo convincente. La Camera l'avrebbe discussa, a suo avviso, dopo che fossero stati messi a disposizione tutti i materiali raccolti e non il semplice volume conclusivo dell'inchiesta. Era una proposta
che venne ritenuta unanimemente dagli intervenuti inaccettabile. Da Modigliani, che vi vide il tentativo di svalutare anticipatamente il responso della Commissione. Modigliani si augurava un'inchiesta più vasta, ma era netto sul rifiuto della sospensiva. Secondo lui, la discussione sulla relazione della commissione d'inchiesta non nuoceva a un'inchiesta più vasta, ma ne era soltanto la necessaria prefazione. La proposta Chiesa venne respinta anche da Monti Guarnieri e soprattutto da Nitti, con motivi che la Camera approvò, condivise senza riserve. Non si poteva lasciare il Paese sotto la tensione d'animo di una continua lotta e di una continua violenza. 2 sarebbero stati i danni. Il primo, presentandoci al pubblico ora, sosteneva il Presidente del Consiglio, si direbbe che la questione è aperta e chissà quante conseguenze ne scaturirebbero. La seconda, che per 2-3 anni trascineremo il Paese in una lotta violenta di odi e di passioni, determinerebbe forse, per lungo tempo, una divisione profonda, probabilmente insanabile. Chiesa ritirò allora la proposta e fu De Felice Giuffrida, un alto interventista, a sostenere che la Camera avrebbe dovuto invece essere sempre stata presente durante la guerra, e riportava la discussione sul ruolo della Camera durante il conflitto, perché per De Felice Giuffrida la Camera era la maggiore responsabile e le motivazioni dell'accusa per volontaria assenza, parole sue, non volle controllare né conoscere, volle soltanto e volontariamente ignorare. Fu così che il comandante supremo poté agire a suo solo talento. In questo quadro Caporetto non era stata una sconfitta nazionale, ma il fallimento di un uomo e di un governo. Ricordò le tappe della Via Crucis, come designò quella vicenda, il Carso, dove Cadorna sostò più di 2 anni, dove logorò il fiore dell'esercito, il Trentino, quando pose per la sua persona e la sua autorità al di fuori e al di sopra del governo e del paese la sua autorità, la disorganizzazione dell'esercito. Caporetto, una gravissima colpa del comando, un funesto equivoco delle truppe. Non vi fu viltà né tradimento. Vi fu la convinzione, ecco un tema che ritorna nella storiografia, di uno sciopero militare generale, suscitato dallo stato d'animo e avvalorato dagli strani e balordi ordini del momento. Il Grappa, il Piave, Vittorio Veneto dimostravano per De Felice che non fu l'esercito che non si volle battere a Caporetto, furono i capi che non lo seppero né comprendere né usare. In questi termini si esprimeva anche il cattolico deputato Soderini, che ammetteva un accentramento forse troppo eccessivo, ma guardava oltre al futuro. Caporetto era stato un episodio doloroso, è un tema che ritorna negli interventi, ma nelle sue conseguenze un fatto benefico, una sventura, sì certo una sventura, ma che aveva prodotto effetti salutari. E l'appello di Nitti alla pacificazione era sostanzialmente accolto in questi 2 primi giorni di dibattito, poi interrotto per consentire la discussione e lo svolgimento dei lavori della commissione cosiddetta dei 14 per la formazione delle nuove circoscrizioni elettorali. Il tema della legge proporzionale, del suffragio realmente universale maschile e il tema delle circoscrizioni impegnava soprattutto l'attenzione dei giornali, e in quel giorno 7 e 8 e anche della stampa. Fin dai primi giorni del dibattito emersero le accuse a Cadorna, vennero riprese in molti interventi. Fu ritenuto responsabile di una ecatombe di generali e di ufficiali superiori di ogni grado, il tema che Falsini ha ricordato, delle esecuzioni sommarie per decimazione, elemento tremendo di depressione e di gravi errori, dello schieramento iniziale delle truppe.
E ancora errori addebitati a Cadorna. L'avanzata della Bainsizza, magnificata come una grande vittoria, giudicata inopportuna, delle successive, considerate disastrose, azioni militari, del disarmo delle opere del tagliamento, ordinato fin dall'autunno del 15, che aveva reso più gravi le condizioni della ritirata. E poi, gli esiti negativi erano dipesi anche dall'impulsività del carattere e dei provvedimenti di Cadorna. Nessuna azione degna di rilievo, ma il governo morale e disciplinare impersonificava tutta quanta la sua azione, aggiungeva un altro deputato, che annotava ancora criticamente: non ha mai messo piede in nessuna corsia di ospedale, neppure vicino a Udine. Cadorna, anzi meglio, come nella stampa viene definito, il regime Cadorna. Venne denunciato in più interventi per gli esoneri, 217 generali, 255 colonnelli incaricati del comando di reggimento, 355 tenenti colonnelli maggiori ed ufficiali inferiori, accusato e denunciato per i graduati di truppa sottoposti a degradazioni, ma soprattutto per le decimazioni, per le 729 condanne capitali. Si fecero fucilazioni di soldati per le colpe dei generali, denunciò Modigliani, il socialista Modigliani. Sul problema delle fucilazioni per decimazioni senza processo parlò anche Bentini e altri socialisti, sottolineando che c'erano state fucilazioni in violazione della legge di guerra, fucilazioni che la guerra non scusava. Un'importanza grandissima all'epoca di Caporetto, così la designa Toscanelli, era la colpa che bisognava cercare anche nel codice penale militare, non solo responsabilità di uomini, ma di norme, promulgato in Parlamento, ricordava Toscanelli, nel 1840, poco mutato dagli emendamenti apportatevi nel 1859. Questo codice spiegava, a suo parere, i danni che erano giunti al loro massimo effetto nel 16 e nel 17. Bisognava prendere come modello l'Inghilterra, dove il codice penale militare era affidato ad una commissione parlamentare permanente che ogni anno doveva aggiornarlo e presentare questo Army Act alla Camera per l'approvazione. Un'indicazione di riforma alla quale Aldricci consentì, prendendo l'impegno di rivedere successivamente sia i codici penali per l'esercito che per la marina. Accuse a Cadorna giunsero anche da Di Giorgio, ricordato prima. Il ministero fu trasportato al Comando Supremo. Quello di via 20 settembre non rappresentò che un umile distaccamento, un vero colpo di Stato, accuse a Cadorna, ma anche ai presidenti del Consiglio. Le funzioni del comando ne vennero snaturate. In questo sovvertimento dei poteri dello Stato, in questa mancanza di cordialità, di affiatamento, di intesa fra governo e comando supremo, sta il maggiore dei fatti efficienti di Caporetto, non in quelli additati dalla Commissione, i quali sono una derivazione di questo, non una sua conseguenza, ancora Di Giorgio. Parve ad altro deputato, a Cottafavi, rileggendo le pagine amare della relazione della commissione d'inchiesta, che la storia contemporanea si fosse arrestata al 1866 ai deplorevoli dissensi fra la Marmora, Cialdini e Della Rocca. E anche Cottafavi accusò Cadorna, credette di fare politica. Questo fu uno dei suoi difetti fondamentali. Volle propagare articoli di giornale, tenere alto lo spirito con polemiche. Giacomo Ferri, il socialista, sosteneva che bisognava denunciare Cadorna all'alta corte, ma non da solo, con lui numerosi altri, chi lo volle, chi lo esaltò, chi lo difese, chi anche dopo il disastro del Trentino gli conservò in pugno le armi della patria, e così Salandra
e con lui gli altri ministri Sonnino, Boselli, Orlando, che lo conservarono fino a dopo il rovescio di Capoletto e al vilipendio successivo dell'esercito. La tesi di un deferimento dell'Alta Corte dei responsabili di Cadorna, di Salandra, non era stata sostenuta soltanto dai socialisti, ma prima del dibattito parlamentare e durante dalla Stampa di Torino. Dopo la pubblicazione della commissione d'inchiesta, il giornale di Flassati scriveva: bisogna reclamare giustizia, dare giustizia a tutto il popolo che ha combattuto la sua guerra per attuare, non per distruggerla, la giustizia. E il giudice non può essere che l'Alta Corte, quando il governo non voglia un'altra giustizia, la giustizia dei commissari del popolo. Deve scegliere, perché questa sarà l'alternativa. E anche coloro che non chiesero il deferimento all'Alta Corte di politici e militari sottolinearono che le responsabilità non erano soltanto militari. L'errore militare era coinciso con l'errore politico. Dovevano rispondere certo il Comando Supremo e Salandra, del quale a torto si diceva la Commissione tace. Il governo, in particolare quello di Salandra, era il responsabile della condotta della guerra. E qui le accuse. Aveva commesso errori gravissimi. Occorreva, insieme alla dichiarazione di neutralità, fare la denunzia dell'alleanza, procedere immediatamente alla mobilitazione, esercitare sulla stampa, sulla opinione pubblica, la necessaria influenza perché non prendesse prematuramente posizione, spingere febbrilmente avanti gli armamenti. Invece, per gli apparecchi militari, nei 10 mesi della neutralità, non era stato speso neppure 1 miliardo. L'intervento di Marazzi fu particolarmente seguito e importante. Deputato per 10 legislature, generale, grande esperto dei problemi militari, aveva sostenuto un comando unico e l'azione concorde di un naviglio da guerra che dal mare sostenesse la destra italiana e aprisse la via di Torà, agendo nel Golfo di Trieste. Intervenne sul Comando Supremo e avrebbe voluto al posto di Cadorna, che giudicava fatale, il generale Capello, non Diaz. Capello, a suo avviso, l'unico capace di mutare lo spirito delle truppe, l'unico in grado di mutare le sorti della guerra. Marazzi certo sostenne che la guerra era stata una necessità fatale, ma che il conflitto avrebbe potuto essere condotto con maggiore perizia e con sacrifici minori. Il generale fu netto: l'esercito era fuori causa in questo processo alla guerra. Da discutere, a suo avviso, era la condotta di guerra, meglio il comportamento del governo, che non aveva voluto l'istituzione di commissioni parlamentari, che tanto bene avevano operato in Francia, né una commissione d'inchiesta parlamentare. Condivideva i giudizi della relazione sulle responsabilità militari e precisava in modo molto esplicito: la colpa dello squarcio del Trentino risale unicamente al Comando Supremo, non ad altri. La rotta di Caporetto non poté essere infrenata al tagliamento, perché quella linea era stata sguarnita nei primi mesi della guerra delle sue armi e non ne fu più reintegrata, onde si dovette improvvisare la resistenza al Prato. Negli anni precedenti l'Italia aveva raddoppiato il suo bilancio della guerra, nel 14 rispetto all'inizio del secolo, ma tutte le forze armate erano state orientate, si discuteva anche ieri, verso la battaglia difensiva e la battaglia di Ponente. Era impossibile per Marazzi potessero subitamente volgersi alla battaglia di Levante e d'offesa. Il generale giudicava pure negativamente il fatto che la denunzia della Triplice Alleanza fosse stata fatta il 4 maggio e la dichiarazione di guerra soltanto 20 giorni dopo. Le forze austriache erano diverse nelle due date. Dalle spiegazioni, sintetizzo,
La differenza delle forze vi dirà l'ampiezza dello sproposito commesso. Questo è lo stato d'accusa. E ancora più in generale, ricordava gli errori dei ministeri che si erano disinteressati della politica che si faceva a Udine e non si erano accorti che là sorgeva un nuovo governo e che quel governo era in contrasto con quello di Roma. Errori militari e anche politici, pure per Di Giorgio. La verità, accusava Di Giorgio ancora, è che nessuno governò in Italia la guerra. Il Parlamento era di fronte al Paese e di fronte al governo paralizzato dal sospetto e dalle passioni di parte, condannato all'impotenza, chiamato a dare periodicamente, solo periodicamente, qualche voto di fiducia tanto pletorico quanto insincero. Tutte le nostre deficienze derivano da questo fatto: la mancata preparazione durante la neutralità, la mancata sorpresa politica e strategica allo scoppio della guerra, il tardivo ingrandimento dell'esercito e il suo logoramento, il disfattismo, il decadimento dello spirito combattivo, della disciplina, dell'efficienza bellica, cioè quello che la Commissione chiama il malgoverno degli uomini e addita come la causa determinante della rotta. La denuncia della mancanza di governo durante i difficili anni del conflitto era condivisa anche dal socialista Ferri, che diceva: per sventura d'Italia, noi durante la guerra non avemmo chi governasse. Alle denunce degli errori dei governi era abbinata quella della trasformazione del ruolo del Parlamento, alla riduzione effettiva dei suoi poteri. Anche altri, Giolitti ad esempio. Il Parlamento fu condannato all'impotenza nel carteggio che Giolitti si mantiene lontano dalla Camera e non partecipa al dibattito. Il Parlamento non vota neppure più le imposte, è tenuto al buio di tutto e è per ora una semplice finzione legale, aveva scritto al senatore Senige già nel 16 e ripete questo motivo e lo ripetono i giolittiani che intervengono nel dibattito. Ma un altro tema viene proposto ed è Caporetto, una sventura con frutti fecondi. Da Caporetto è nato un gran bene, perché quel giorno si è veramente creata una coscienza nazionale, una coscienza che non esisteva ancora. Se Caporetto è stato un episodio di per sé doloroso, nelle sue conseguenze è stato un fatto benefico. Ci ha messo nelle condizioni di poter arrivare a Vittorio Veneto. Caporetto, certo, una sventura, ma una sventura che ha prodotto effetti salutari. Insomma, il rovescio di Caporetto, le parole di un altro deputato, poteva essere considerato addirittura una fortuna, se si considera che valse a dare al Paese, addormentato anch'esso nell'immobilità della guerra di posizione, a cementare l'anima della nazione nella volontà di vincere ad ogni costo. E Salvatore Orlando, Caporetto fu il ferro rovente che svegliò la coscienza del Paese. Il Paese non era fuori pericolo, però, per i gravi debiti e la ridotta produzione. Si prospettava, il termine Caporetto comincia a entrare per un uso più diffuso, si prospettava per l'Italia, ora che avevamo avuto Vittorio Veneto, una Caporetto economica. E in questa situazione di difficoltà sociali ed economiche non era possibile che avvenissero nuovi scioperi. Era necessario che il pensiero della patria raccogliesse di nuovo intorno a sé tutte le forze. Non è possibile, insisteva, che si metta in pericolo, col tagliare quasi le comunicazioni post-telegrafoniche, la stessa vita civile, che si esprima il proponimento dal principale porto d'Italia di respingere le navi cariche di quel carbone cercato con tanta difficoltà e a caro prezzo. Noi dobbiamo prevenire questo Caporetto economico se vogliamo salvare il Paese. Le responsabilità di Caporetto? Certo, Caporetto, sostenne Gasparotto, rappresentò una grave responsabilità, ma ha una sua spiegazione ed è
una spiegazione da cercare in un concorso di cause, errore di capi, inerzia e incapacità di comandi, propaganda demolitrice delle ragioni di guerra e dei diritti della patria, disinteresse del paese, non giusta ripartizione dei rischi di guerra. Toscanelli sottolineava che tutti dovevano riconoscere che il Partito Cattolico aveva cooperato come meglio poteva al mantenimento della concordia, che il Partito Socialista non aveva le responsabilità che gli erano state addebitate. È l'appello di Nitti alla pacificazione che viene tradotto. Durante la guerra, ricorda, non si era avuto un solo sciopero generale. Le cause di Caporetto, anche per Toscanelli, erano altre: stanchezza fisica, comando politicante e codice penale inapplicabile. Rappresentano queste le ragioni vere, le cause morali del disastro, senza che vi sia bisogno di andare a cercare le remote origini nella propaganda socialista, nella fase pronunciata da un deputato o in un aggettivo inopportuno di una nota papale. E anche chi, come Di Giorgio, aveva ricordato a più riprese nel suo intervento le responsabilità del disfattismo, aveva sottolineato che Caporetto era stato della guerra un episodio grande, angoscioso, nefasto, ma un episodio che era il risultato anche per lui delle colpe e degli errori di tutti. Tutti ne fummo, chi più, chi meno colpevole. Comando supremo, alta e bassa gerarchia, truppe, governo, popolo. Coloro che avevano voluto l'inchiesta, sostenne Merloni, avevano pensato che potesse divenire uno strumento contro il Partito Socialista, che insomma l'inchiesta potesse essere usata come una bomba contro di essa. Ora, poteva dire, i risultati dell'inchiesta stanno a dimostrare l'inanità, il fallimento di questo conato. E la rotta di Caporetto è apparsa semplicemente la conseguenza degli spropositi, degli errori, delle colpe e dirò anche del militarismo. E qui l'accusa al Comando Supremo di aver chiesto al governo lo scioglimento, una richiesta non accolta, del Partito Socialista negli anni della guerra. L'ultimo giorno del dibattito rimase senza alcun esito una proposta avanzata dal radicale Par, che aveva notato che la discussione non poteva finire semplicemente con un rito accademico, e proponeva una commissione parlamentare di 20 membri da eleggersi per metà dei 2 rami del Parlamento, che avrebbe dovuto riferire oltre il termine della legislatura, che avrebbe dovuto operare con più ampi poteri del giudice istruttore, compreso quello di esonerare dal segreto d'ufficio. Senza esito rimase anche la proposta di Merloni, del socialista Merloni, di una nuova inchiesta parlamentare più ampia, sui metodi e sui provvedimenti politici, diplomatici, militari e economici dei governi che si erano succeduti. Proponeva di affidare l'inchiesta ad una commissione nella quale fossero presenti, oltre i deputati, i rappresentanti dei combattenti, delle organizzazioni operaie, delle madri decadute. Ma non si teneva conto, e fu Nitti a sostenerlo, che la vittoria, parole sue, aveva sanato tutto. Tutti hanno riconosciuto che la grande massa degli italiani, in questa terribile impresa che ha deciso della nostra salvezza e del nostro avvenire, è stata pari al suo compito, che il nostro esercito ha compiuto grandiosamente le sue gesta. Questo a noi basta. Che errori di uomini vi siano stati, oserei dire che è indifferente alla nazione. Accerteremo certo le responsabilità, ma dobbiamo constatare l'impresa è riuscita. La verità è una sola: abbiamo vinto e la vittoria ha sanato tutto. Varie sono le famole della morale, ma la morale del mondo in fondo è una sola: chi vince ha ragione. Caporetto, sì, il 13 settembre ancora, è stata una grande sventura, ma è stata anche la nostra salvezza. Un paese non può vivere del suo passato. Gasparotto presentò un ordine del giorno per incarico di Nitti, inneggiante all'esercito, ma fu obbligato a ritirarlo.
fu un indice importante della forza del gruppo giolittiano. Giolitti, fino a poco tempo prima fatto bersaglio delle accuse più infamanti, poté provocare il ritiro di quest'ordine del giorno con il semplice rifiuto di appoggiarlo. Anche in questo momento il suo intervento, pur non presente, fu decisivo. La votazione conclusiva si svolse sull'ordine del giorno Luciani, accettato da Nitti. 212 sì, 28 no, i socialisti cosiddetti ufficiali, 17 astensioni, coloro che avevano fatto parte dei governi precedenti. Un ordine del giorno votato per parti. La seconda, di plauso all'esercito, venne invece votata per alzata e saluta e fu all'unanimità. Quel dibattito e la vicenda di Fiume, 12 settembre, provocò immediatamente una reazione da parte della Corona e fu la convocazione del Consiglio della Corona in una condizione di eccezionale gravità. Mussolini scriveva qualche giorno dopo, indicando una prospettiva perseguita a lungo da lui e da D'Annunzio e poi realizzata, polemico contro il ministro della Fogna. Molta gente spasima per non poter andare a Fiume, ma io mi domando, non c'è dunque più nessuno che conosca la strada per Roma? Era l'autunno del 1919. Consiglio della Corona, mai convocato prima, lo rilevava Turati in una lettera alla Kulishov. Consiglio della Corona, parola e cosa ignota allo Statuto, alle nostre tradizioni costituzionali, che non esisteva più di fatto neppure in Inghilterra, che era stato convocato in Italia soltanto dopo Novara, e ricordava Turati, che avrebbe dovuto semmai essere convocato per dichiarare la guerra e neppure allora si era tenuto. Ma ormai appunto erano altri temi che si imponevano, temi che vennero discussi alla Camera sulla base di una relazione di Tittoni che in qualche modo costituiva l'appendice e insieme alla della discussione sull'inchiesta e insieme all'inchiesta segnava l'inizio della campagna elettorale. Il Parlamento sarebbe stato sciolto alla fine del settembre del 1919. La ricordo perché segnala l'estrema debolezza delle forze liberali anche in Parlamento, divise da lungo tempo, come è noto, fascio parlamentare e unione parlamentare. Ma questo dibattito, in un momento delicato, gravissimo per la situazione economica e finanziaria del Paese, è significativo. Certo, il governo ha la maggioranza, 208 sì e 148 no, ma sono significativi gli astenuti. Certo, Colajanni e Facta, ma anche Vittorio Emanuele Orlando, Meda, Paratore e molti altri. E fra i no significativi Callaini, Colosimo, Di Scalea, sempre ministeriali, Daneo, De Capitani, Gasparotto, Luzzatti, Nava, Salandra e Alessio, con molti radicali. Questi si staccano dal governo. Il dibattito continuò nei giorni successivi, al di là dell'aula del Parlamento, e il Corriere della Sera annotò che quel dibattito, come era impostato, poteva favorire soltanto i disfattisti. I disfattisti, scriveva Albertini, sono sciaguratamente riusciti a rendere ineluttabili le elezioni su una piattaforma di politica estera e di guerra. Può l'onorevole Nitti volere che si lasci indisturbata la propaganda elettorale che tende a far l'Italia apostata della vittoria? Il giorno successivo Nitti ristabiliva la censura sulla stampa e la campagna elettorale si svolse sulla base di questa censura. Del dibattito, nella campagna, concludo e mi scuso, nel dibattito tornavano, oltre ai temi affrontati nel Parlamento dalla relazione, come due parole d'ordine. La prima, nazione armata, la seconda, la borghesia non può morire.
La parola d'ordine in azione armata, un modello di organizzazione militare lanciata nel dibattito, mi riferisco agli ultimi giorni, dall'Ottocento chiaramente, da Gasparotto e da Turati lo era stata con accessioni diverse. Venne ripresa dallo stesso re nel discorso della corona del 1° dicembre, poi in vari quotidiani e riviste che ospitarono interpretazioni e commenti di Marazzi e di Gatti, le notazioni critiche di Guglielmo Ferrero e di Papafava, in qualche modo riassuntive del dibattito che ieri Amogavra ha descritto molto bene, le amicizie, le influenze, le indicazioni che partivano al comando. E poi il tema della unione sacra, abbinato a quello della borghesia. La sostennero, lo ricordava Snenghi in un libro ormai tanti anni fa, ma ancora importante o attualissimo, Il mito della Grande Guerra, la sostennero in quel dibattito in politici e intellettuali. Fra gli altri, Lucio Lombardo Radice riconfermò la visione della guerra come occasione di ricomposizione sociale in senso organicista e corporativo. Carlo Rosselli ancora, fra molti altri, sostenne che la vita politica del dopoguerra doveva poggiare sull'unione sacra dell'ufficiale col soldato, del borghese sul popolano, e lanciava una parola che non rimase solo sua, un'indicazione, al di sopra di tutto e di tutti, anche se variamente interpretata l'indicazione, l'Italia. Anche il programma einaudiano per il dopoguerra era fondato su una collaborazione di classi che tenesse conto delle esigenze materiali dei ceti operai, ma lasciasse la direzione del moto ascensionale, parole sue, alla borghesia. Ma quale borghesia? Einaudi attribuiva la funzione direttiva alla borghesia imprenditoriale, ma sulla sua proposta non mancarono dissensi. L'affermazione di Cotugno, dell'onorevole Cotugno nel dibattito parlamentare, la borghesia non è morta, non può morire, ottenne consensi diffusi in quel settembre. Vennero però diversamente declinati nelle proposte politiche che si confrontarono nella campagna elettorale. La nazione di Firenze, caso singolare, non esitò ad assumere la difesa del borghese lavoratore, a sostenere che i borghesi in quelle elezioni, in quel contesto del dopoguerra, dovevano votare come classe. Se la borghesia non reagiva quando è direttamente sfidata, è destinata a scomparire come classe. Capite bene, scriveva ancora, si tratta di una vera lotta di classe intimata dai socialisti alla borghesia di tutte le categorie, dall'usciere al ministro, e lotta di classe sia, scriveva Scarfoglio, che invitava la borghesia, la sua classe dirigente, a formare un partito politico nella forma sindacale. E da Firenze partiva un appello che suscitò un dibattito: lavoratori borghesi unitevi. Un dibattito che non ebbe esito sul piano politico immediato, ma contribuì al dibattito della campagna elettorale, anche se non influì sulle elezioni. Sciolta la Camera, ho concluso, Nitti venne a conoscenza di un rapporto di un ambasciatore, il quale prevedeva che nella nuova legislatura vi sarebbero stati 130 deputati socialisti, 100 cattolici, 100 repubblicani e rivoluzionari. Questa è la sua previsione. Nitti ritenne questa previsione un'assurdità, perché è una significativa lettera a Titton. A suo avviso, le elezioni, scriveva, saranno un trionfo dei partiti dell'ordine ed avremo non più di 60 socialisti, di cui la metà riformisti disposti a partecipare al governo. I repubblicani spariranno, o quasi. I cattolici verranno piuttosto numerosi, forse 50, ma sono sinceramente conservatori, monarchici, fedeli seguaci del ministero di cui Nava fa parte. Le liste del Partito Socialista e del Partito Popolare ottennero il 52,8% dei voti e 256 deputati sui 508 che ne contava allora la Camera. Per i liberali fu un Caporetto elettorale,
Così la giudicarono la perseveranza, la civiltà cattolica, la stampa, il telegrafo. Grazie professor Ballini per questa ampia relazione sul dibattito parlamentare con tante voci molto interessanti e diverse e ci ha inquadrato il dibattito parlamentare nel dibattito di stampa e con una interpretazione politica di ampio respiro. Grazie tanto. Adesso apro la discussione. Penso che saranno domande e commenti. Grazie per la possibilità di intervenire. Volevo chiedere al professor Falsini, in riferimento alla relazione finale su Caporetto, ricorre periodicamente il sospetto dello stralcio di alcune pagine riferentesi al comportamento di Badoglio. Quanto è vero questo fatto e quanto può essere dovuto alla presunta appartenenza alla massoneria appunto del suddetto Badoglio? Penso che è meglio fare 3-4 domande e poi la risposta. Prego il microfono. Mi collego proprio alla domanda che ha fatto il collega, no? E Luca Falsini nel suo ultimo libro logicamente riporta questo aspetto, proprio nella relazione Zugaro, no? Quindi la scomparsa di quei 13 famosi fogli. Quindi chiediamo chiarimenti, anch'io mi associo a chiedere chiarimenti su questo aspetto, eventualmente. Grazie. È una domanda in fondo? La banca? Presidente, è possibile fare una domanda con qualche considerazione, però? Sì, certo. Perché solo la domanda viene male per uno che ha lavorato sulle carte della commissione d'inchiesta su tanto tempo, allora qualche considerazione piccola, breve, però alcune spero non siano inutili. Intanto ringrazio veramente personalmente tutti e due i relatori, la ampia e come al solito precisissima disamina dei lavori elettorali che ci ha fatto Ballini è di grande utilità, e devo dire di grande utilità quelle ultime indicazioni sulle previsioni elettorali che danno l'idea appunto di una classe dirigente liberale in grosso affanno per ragioni che attengono alla pace, prima ancora che alla guerra, e quindi è veramente molto utile. Però volevo fare alcune considerazioni invece sulla bella relazione di Falsini e sulle carte della commissione d'inchiesta e a cosa possono esserci utili. Cioè, il lavoro di Falsini, il volume, poi la relazione è utilissimo perché è uno straordinario esempio di filologia storica, cioè come si trattano i documenti e in particolare, se non vado errato, tu hai lavorato sulle carte Zugaro più che direttamente sui faldoni della commissione d'inchiesta, cioè e come le carte di Zugaro, cioè gli appunti degli interrogatori e sicuramente, da quello che capisco, le trascrizioni di molti interrogatori siano serviti a lui per stendere la relazione e i discostamenti progressivi degli appunti della bozza, diciamo, Zugaro, delle 3 bozze Zugaro rispetto alla relazione finale, dalle quali è possibile, come giustamente hai fatto ricordare anche oggi, le posizioni interne alla Commissione. Quindi un lavoro straordinario, diciamo così, che ovviamente è un'altra cosa rispetto a guardarsi tutti i faldoni della Commissione d'inchiesta. Faccio un semplice esempio, non so se Zugaro avesse, forse è difficile, come invece ci sono nelle carte della Commissione d'inchiesta, ci sono i primi interrogatori. Gli interrogatori venivano dattiloscritti e dati alla persona che aveva parlato,
la quale faceva delle correzioni manoscritte, li riportava alla commissione e la commissione ristendeva un secondo verbale, diciamo così, autenticato. E anche questo è un materiale utilissimo che forse a Zuccaro non serviva e che probabilmente sta solo nelle carte della commissione inchiesta. Per capire la commissione e per poter poi io fare la domanda, è importante capire, secondo me, che questa commissione è veramente una sorta di miracolo, di piccolo miracolo, perché lavora durante il periodo di guerra. Non va sottovalutato questo, lavora durante il periodo di guerra. Non è come la commissione stragi in Italia che lavora quando le stragi sono finite. No, lavora durante la guerra e espone gli ufficiali e i soldati a parlare dei propri comandanti durante la guerra, i quali avrebbero potuto in astratto essere tutti diciamo così, cadorniani o comunque, invece hanno una enorme libertà di parola. E questo è un elemento estremamente interessante. E devo dire, per certi versi, se la relazione è figlia delle ambiguità politiche di cui ci ha parlato Ballini, i lavori della Commissione sono invece straordinari, perché qui abbiamo 1 migliaio di persone che parlano in relativa libertà, e che è una cosa veramente inconsueta anche per le altre potenze liberali del tempo, che non è che forse avessero mancato di problemi. Per capire però come questi ufficiali parlano bisogna un po' capire l'esercito italiano. Ecco, questo è un unico solo appunto che farei, e direi paradossalmente i lavori della commissione d'inchiesta sono utili per capire Caporetto, evidentemente, ma sono utili soprattutto per capire il rapporto tra militari e politici all'interno dell'Italia liberale, sono importanti per capire i militari. Sono una fonte straordinaria sull'esercito. Ecco, questo mi aspettavo e mi aspetterei un pizzico di valutazione in più. Cioè, che cosa ci dicono queste carte dei rapporti tra militari e politici durante l'Italia liberale, in guerra, ovviamente, ma anche in pace? E ci dicono, secondo me, tante cose. E qui io la domanda la faccio a te, però suggerisco qualche pista di risposta. Ne viene fuori che l'ufficialità italiana, che l'esercito italiano, che la mobilitazione italiana, per esempio rispetto alla mobilitazione austriaca, all'assolutismo di guerra austriaco, è diverso. L'ufficialità italiana, l'esercito italiano è sicuramente diviso come quello francese tra massoni e cattolici, ma è una differenza che ha molto meno peso. E non si può capire le risposte riguardante Cadorna, Capello, Badoglio attraverso quel discrimine, che in Francia sarebbe stato assolutamente necessario. E le differenze tra i vari comandanti in Francia. È diviso tra, borghesi aristocratici, come nel caso tedesco, come l'esercito tedesco, Juncker e borghesi, ma molto meno, perché l'unificazione italiana è il corpo ufficiale ed è diverso, ed è per certi sensi simile a quello britannico. C'è anche in Italia, come in Gran Bretagna, una forte separazione tra ufficiali e popolo, tra ufficiali e soldati, tra borghesi e piccola borghesia, con la differenza che l'esercito italiano è molto meno professionale rispetto a quello tedesco. Allora io sono molto meno interessato, comprendo la domanda precedente su Badoglio, sono molto meno interessato a capire se ci sono queste 13 pagine, se non ci sono. Invece utilizzare a fondo questa fonte, che a mio avviso è straordinaria, e chiedo a Luca se anche a lui ha dato questa impressione di una fonte di enorme ricchezza, ancora tanto da utilizzare. Grazie. Penso che diamo la possibilità di rispondere dopo queste 3 domande e le annotazioni delle banche, poi sarà la parola a lei. Sì, ci siamo. Partiamo da Badoglio. Sì, le accuse ci sono in questa documentazione, non sono 13 pagine, non so il motivo per cui non siano 13 pagine, probabilmente non lo erano neanche in partenza, magari erano 13 scritte in altro modo, in appunti di altro tipo. Dovessi quantificare, saranno 4-5 le pagine relative alle accuse a Badoglio, divise in diverse bozze, in 3 bozze in particolare. Come
come detto poc'anzi, leggermente diverse una dall'altra. Comprendo il fatto che la questione Badoglio possa, vista appunto la centralità di Badoglio nella storia italiana, possa muovere molto interesse. Effettivamente però nell'economia complessiva della storia della Grande Guerra, tutto sommato una rilevanza anche oggi dal punto di vista storiografico tutto sommato abbastanza contenuta, e ce l'ha sicuramente una rilevanza nel momento dello sfondamento, visto che poi ci sono anche testimonianze. È famosa quella di Alfredo Cannoniere, se ricordo bene il nome, contesta il fatto che la decisione di Badoglio di non far partire le artiglierie al momento dello sfondamento. So che su questa questione, per esempio, il dottor Gaspari la pensa diversamente, avrà modo ovviamente anche lui di dire la sua. Comunque non so dirle veramente nulla sulla questione della massoneria, perché resto io alle supposizioni fatte, perché quello mi sembrano, da altri studiosi, penso per esempio da Andrea Ungari su questa questione. Io non ho trovato alcun riferimento a interventi né della massoneria né di altri per stralciare queste pagine su Badoglio, quindi rimaniamo da questo punto di vista con qualche dubbio. La questione rimane aperta, come ha scritto la Banca sul suo ultimo libro. Sulle fonti, sì, concordo sicuramente sul fatto che sia un materiale molto ricco, proprio perché consente di guardare la guerra sotto diversi profili. Io qui riconosco una lacuna del mio studio, quello di non essere entrato proprio dentro al mondo militare e capire appunto appieno l'evoluzione, una cosa che magari penso di poter fare in futuro, non lo so, vedremo. La stessa scelta della documentazione che mi sono trovato di fronte è stata alla fine una scelta, se vogliamo, parziale, nel senso, l'ho vista tutta la documentazione che mi è stata consegnata, ho lavorato su tutta, ma in particolare ho lavorato sugli aspetti, diciamo, squisitamente politici, quindi so che già da quel tipo di documentazione, che non è completa, non è tutta la documentazione conservata presso l'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, diciamo che non è completa nel senso che la maggior parte degli interventi sono degli stralci di intervento, non sono degli interventi completi, alcuni sono completi, altri meno. Ovviamente la parte più interessante è quella relativa alle dinamiche così, diciamo così, ufficiose. Ecco, io qui ho fatto riferimento alle bozze di conclusioni, ma insomma c'è anche molto altro, ma non lo so, commenti dello stesso Zugaro che scrive: sì, è vero, gli ufficiali del capo di Stato Maggiore hanno avuto degli avanzamenti eccessivi, non so, racconti di ufficiosi, lettere che scrivono a Caneva dicendo: guarda che Cadorna all'inizio voleva fare la guerra con i tedeschi, insomma, cose note per carità da questo punto di vista, però insomma ci sono sicuramente delle note ufficiose che rendono ancora più interessante il tema, e peraltro lo è proprio appunto perché ci consente di guardare non solo a Caporetto ma alla Grande Guerra anche da diverse diciamo con sguardi differenti. La questione per esempio che poneva poc'anzi il professor Ballini sulla sopravvivenza della classe dirigente borghese. Beh, qui anche se non c'è uno sviluppo, come dicevo prima, molto dettagliato dell'attività di propaganda nel corso del 1918, beh, ci sono alcuni rinvii a questa idea, in alcune testimonianze ovviamente, a questa idea per cui la propaganda per i soldati nell'ultimo anno e quindi in qualche modo l'intera attività del servizio P debba servire anche per consentire la sopravvivenza della classe dirigente liberale. In uno scritto del 1919 Giuseppe Lombardo Radice dice: l'abbiamo questa classe dirigente borghese? No, ma possiamo formarla. È successivo ovviamente all'attività che svolge Lombardo Radice nelle armate l'anno precedente, nel 1918, però quello è l'obiettivo, al punto tale che si ritiene che alcuni specifici scritti, come per esempio gli schemi di conferenza per i soldati di Gaetano Salvemini, fossero pensati più per gli ufficiali che non per i soldati, proprio perché c'era un obiettivo politico. Quindi è una documentazione che in qualche modo ci fornisce degli elementi interessanti e di sviluppo su diversi fronti. Mi fermo qui. Grazie.
Andiamo a una seconda tornata di domande. Prima il signor Gaspari, ci sono altre domande? Per adesso no. Signor Gaspari. Microfono per favore. Microfono per favore. Una domanda al professor Ballini. Sì, da quello che ha detto il professor Ballini si vede che c'era un nucleo di persone che avevano il senso della realtà. Mi riferisco a Nitti, a poche altre persone comunque. Bracci Testa Secca con la sua volontà per esempio è un altro, Zanotti Bianco, cioè tutto quel filone di italiani patriotti che comunque avevano una visione democratica della guerra. Quello che a me sorprende è questo in questo dibattito parlamentare, e lo chiedo a lei perché lei ha visto queste carte, cioè c'è stato qualcuno che ha detto che questa guerra si poteva interrompere? Cioè il problema di questa guerra è, come è stato giustamente detto dagli interventi, che non è stata una guerra diretta politicamente, perché una guerra diretta politicamente il capo del governo, prima di dichiarare guerra, doveva chiedere al generale com'era l'esercito, se era pronto, e in secondo luogo, essendo una guerra di coalizione, doveva dichiarare subito guerra alla Germania, non un anno dopo. Una cosa folle che l'Italia entra in guerra solo contro l'Austria quando c'è una guerra di coalizione, è alleata con Francia e Inghilterra che stanno combattendo contro la Germania, e l'Italia invece no, non dichiara guerra alla Germania. Una follia. Quindi è una classe politica assolutamente inadeguata che non comanda la guerra, perché a un certo punto la fine di ogni guerra è la pace. E dopo quello che hanno passato questi eserciti per quello italiano, a un certo punto sono state avanzate delle proposte di pace. Non so, ne chiedo a lei se in questi dibattiti parlamentari è venuto fuori qualcuno a dire potevamo discutere la pace, perché ogni guerra arriva alla pace prima del dissolvimento totale degli eserciti e dei popoli, come è succeduto nella prima guerra mondiale. No? Quindi devi annientare il nemico, tutto lo Stato nemico, tutto il governo nemico, fai una pace come sono state fatte le paci nelle altre guerre ottocentesche. Questa è la prima domanda al professor Ballini. Quindi un controllo politico della guerra che non c'è stato, per cui Cadorna si è preso anche una parte di questo compito, suppongo io, ma questo mi dovrà rispondere a lei. Poi volevo fare un discorso proprio sui generali della guerra, per darvi un'idea. Io ho pubblicato un libro che è il primo volume delle biografie dei generali, e adesso pubblicheremo il secondo. I generali della guerra sono 600. Sono 600 generali. Dopo aver pubblicato il primo 4-5 anni fa, abbiamo sospeso perché ne abbiamo vendute appena 300 copie. Nel primo c'era anche Badoglio. Allora il problema è questo, ti dà l'idea di una, diciamo, come si potrebbe dire, di una carenza di lettori, di studiosi sulla storia militare italiana, perché quando fai la guerra chiaramente devi fare le biografie dei comandanti delle armate, delle divisioni, dei corpi d'armata e delle brigate. E noi avevamo detto facciamo questo libro, l'abbiamo venduto a 300 copie in Italia, a questo punto ho detto non stampiamo il secondo, adesso lo stamperemo perché nonostante tutto bisogna dare agli italiani questa possibilità di avere le biografie dei generali. Nelle biografie dei generali cosa succede? Ma questo in tutti gli eserciti, quelli che sono i primi nel corsi delle accademie o delle scuole di guerra hanno moltissima probabilità di diventare capi di Stato Maggiore. Questo lo sanno tutti. Ancora oggi funziona in Italia, i primi ai corsi diventano dopo molto facilmente, se non commettono errori, perché il segreto è non commettere errori, non fare cose eccelse, non commettere errori, arrivano a capi di Stato Maggiore. E obiettivamente Cadorna era il miglior capo di Stato Maggiore che ci poteva essere in quell'epoca. Ecco, Cadorna di esoneri, diciamolo francamente, perché qua si parla di Cadorna come se fosse responsabile di tutto, di esoneri ne ha fatti 3-4. Lui ha esonerato personalmente solo i comandanti di armata e qualcuno di corpo d'armata. Gli altri esoneri li facevano i comandanti delle armate, perché non dovete pensare che Cadorna comandasse l'esercito come se fosse un deus ex machina. Lui aveva delegato a Porro tutta la questione degli esoneri e degli avanzamenti, che era il sottocapo di Stato Maggiore, era un burocrate Porro, insegnante di geografia, figurarsi.
Quindi Cadorna, che esoneri lui stesso, esonera Brusati perché era stato chiaramente, aveva disobbedito ai suoi ordini, e altri 2 o 3 comandanti di armata di corpo d'armata. Gli altri esoneri li fanno i generali d'armata, quindi il Duca d'Aosta, Capello e tutti gli altri. Naturalmente lo propongono all'ufficio esoneri del Comando Supremo, che Cadorna non ha certo compiti di stare lì a intromettersi, e lo fa porro. Quindi è inutile dare a Cadorna il compito, la colpa di aver esonerato 500 fra colonnelli e generali. Diaz fa lo stesso. Lo Diaz in quell'anno che fa in proporzione tanti esoneri quanto Cadorna. Allora qui c'è una riflessione che dobbiamo fare. E da qui anche poi la domanda a Luca Fassini. Allora, nell'esercito tedesco cosa succede? Succede che i comandanti di corpo d'armata all'inizio della guerra sono gli stessi alla fine della guerra. C'è forse 1 o 2 generali di divisione che diventano comandanti di corpo d'armata. Cioè i loro generali veri, quelli che comandano i corpi d'armata, li hanno all'inizio e li hanno alla fine. In Italia invece i generali di corpo d'armata, proprio per questa successione, vengono sostituiti certe volte anche con persone che all'inizio della guerra erano tenenti colonnelli, addirittura maggiori. Mi riferisco a Ottavio Zoppi, che va a comandare la divisione corpo d'armata d'assalto nel 1918. Lui entra in guerra col grado di maggiore e non è massone. Badoglio entra in guerra col grado di tenente colonnello e arriva tenente generale sotto capo di Stato Maggiore, ed è Badoglio che rimette in piedi l'esercito, non è Diaz, è Badoglio. Le 14 pagine le ho pubblicate io almeno in 4 volumi, perché non è che siano state prese e bruciate, sono state espuntate, e chi poteva dare l'ordine di fare una cosa del genere poteva essere solo Orlando, solo il Presidente del Consiglio, su suggerimento del capo di Stato Maggiore, in quel caso Diaz, perché Diaz era talmente prezioso Badoglio per riorganizzare tutto l'esercito che non voleva che ci fosse nulla a suo discarico. E quindi Diaz può aver detto a Orlando, comunque l'ordine viene da Orlando, togliete queste pagine. Le abbiamo pubblicate in decine, almeno 5-6 libri, e sono note a tutti ormai, almeno da un 15 anni. Io ho pubblicato il memoriale di Badoglio su Caporetto e ho pubblicato anche il memoriale di Cavacciocchi su Caporetto. E poi quello di Boriani e molti altri. Ecco, il discorso su questo cosa mi porta anche a dire fare un'altra considerazione. Scusi, un po' più corto. Un po' più breve, faccio la domanda. Ecco allora, la domanda, sì, la per domanda favore, è questa. Io ho visto, sono circa un centinaio i faldoni della commissione d'inchiesta su Caporetto, io ne avrò consultati una trentina, perché è una cosa che richiederebbe molto tempo. Li ho consultati una trentina e naturalmente quello che viene fuori dalla lettura integrale di tutti gli interrogatori, che poi sono scritti a macchina, quindi sono facilissimi da leggere, è una cosa molto semplice. La commissione d'inchiesta non è una fonte storica, ma non deve essere presa per oro colato quello che dice, cioè una fonte sulla quale si può costruire una interpretazione. Invece, fino adesso nella storiografia italiana sta succedendo questo, che quello che è stato affermato nella commissione d'inchiesta viene preso per buono. Allora, la commissione d'inchiesta, quando fa le sue letture, la guerra non è ancora finita e non sa neanche cosa è successo a Caporetto vero e proprio, cioè non sa chi è stato fondato, dove è stato fondato, cosa è successo. Non lo sa. Sbaglia addirittura le divisioni. Non lo sa perché si saprà solo nel 21 e nel 22 cosa è successo col famoso studio di Adriano Alberti, che dopo è stato pubblicato appena nel 2004. Quindi la Commissione, non sapendo quello che è successo, ipotizza che sia stato successo così. Perché facciamo l'altro esempio, no? No, scusi. La domanda che dovevo proprio, fare sì. è questo. Luca Fassini, lei si è reso conto che questi documenti che lei ha visto, che sono una parte della commissione d'inchiesta, non sono l'interpretazione di Caporetto, ma è una fonte per poter vedere come la classe dirigente dell'epoca e i funzionari dell'epoca hanno visto Caporetto. Ecco, sì. Perché c'è il problema che gli italiani prendono, se non si fanno dei chiarimenti, prendono quello che ha detto la commissione d'inchiesta come la spiegazione di Caporetto. E a quel punto lì siamo nei guai. Grazie. Prima
se vuol Balini rispondere alla domanda, sì. Le accuse nel dibattito parlamentare sono in realtà, per Cadorna, insistite, numerose, rivolte da più parti politiche, da destra e da sinistra per così dire, ma non escludono il governo, anzi i governi sono esplicitamente nominati, no? E anche alcuni ministri, naturalmente Sonnino. Direi che il dibattito parlamentare si svolge in un clima particolare, che è quello dell'appello del Presidente del Consiglio Nitti alla pacificazione, quel clima che si cerca di creare anche con i 2 decreti del settembre del 1919. Ma mette in luce soprattutto una cosa, secondo me, l'assenza del Parlamento. Questo ritorna nel dibattito prima nei carteggi, non solo di Giolitti, ma di quasi tutti gli esponenti dell'epoca. Il Parlamento che è assente per quanto riguarda la politica di guerra, lo è pure per quanto riguarda la politica di pace. Non c'è nessun dibattito importante che si svolge prima di quello sulla fiducia a Orlando al ritorno da Parigi, e interrompono le trattative, ritorna con Sonnino e chiede la fiducia dopo quel manifesto, diciamo, singolare del presidente Wilson al paese. Il Parlamento è assente, non è a misura del ruolo che altri parlamenti hanno svolto durante la guerra, anche perché, come Marazzi e altri avevano denunciato, sono mancati quegli organismi, l'organizzazione di un lavoro parlamentare basato sulle commissioni, e anche perché, nonostante molti deputati neutralisti e interventisti avessero chiesto di rendere note le sedute segrete che si erano svolte dopo Caporetto, queste sedute segrete sono state pubblicate dalla Camera dei Deputati in un volume di una ventina di anni fa, mi pare non di più. Quindi c'è un Parlamento che non è adeguato al ruolo di rappresentanza e di direzione, ma soprattutto di controllo che avrebbe dovuto esercitare. Nelle proposte di pace è assente e in qualche modo vittima delle polemiche che sono durissime e che alimentarono la propaganda fascista. È noto il riferimento che si fa a ogni pagina di volume alla vittoria mutilata, ma si trascura un altro elemento del dibattito che non è avvertito e dibattuto soltanto nelle classi dirigenti, in aspetti in circoli ristretti di competenti. Il tema delle riparazioni all'Italia, il tema dell'ingiustizia subita nella ripartizione dura questo dibattito fino al 1920, fino al 1922, e le riparazioni all'Italia sono davvero una mortificazione rispetto alle risorse che noi abbiamo investito nella guerra, risorse finanziarie, risorse umane, il problema della ricostruzione nelle zone che erano state occupate. Ieri parlavamo con un collega della situazione dell'ambiente e del territorio in un teatro vastissimo di guerra, lo sconvolgimento delle aree di bonifica, la fine delle aziende, i temi della ricostruzione anche nelle campagne. E quindi il problema delle riparazioni, che si abbina certo a quello di Fiume, che diventa un elemento di divisione, che sostituisce ormai il dibattito fra interventisti e non. È il dibattito sulla vittoria mutilata, non sono Fiume e riparazioni oppure no. In un clima che non solo il Presidente del Consiglio e la maggioranza delle forze politiche indicano come di pacificazione, ma in un'esaltazione della vittoria che a vittoria avvenuta non certo nessuno può contestare o impedire. Quindi questa assenza del Parlamento vive in un momento molto particolare. Per quanto riguarda l'entrata in guerra, credo che il professor Risnenghi e il professor Labanca possono rispondere meglio di me. Io credo che 2 siano state le ragioni. Una che è direttamente del Ministro degli Esteri. Il filotriplicismo di Sonnino è conosciuto, è di lunghissimo periodo, è pieno di convinte motivazioni nei suoi diari e nei suoi scritti. Certo, Sonnino non ha avuto esitazioni a passare dal novembre 14
al marzo e aprile del 15 su posizioni opposte, come lui scrive, motiva nell'interesse del paese, ma questo suo rapporto particolare con la Germania va al di là delle doverose, dovute posizioni prese e scelte fatte nell'inizio della primavera del 1915, e questo è un elemento. Il secondo elemento credo che sia la conoscenza, che risalta da alcuni carteggi, dello stato dell'esercito, delle condizioni finanziarie del paese, che sono drammatiche. La guerra in Libia, le battaglie in Libia, meglio si diceva ieri sera, in termine forse non appropriato, la guerriglia in Libia dura ben oltre la pace di Losanna. C'è una perdita di uomini, una dispersione di risorse veramente spaventosa. E c'è ancora un'illusione, credo, perlomeno questo è un elemento, ancora nel maggio del 1915 e nell'estate del 15, nonostante quello che è avvenuto l'anno precedente, che è cosa nota, le battaglie sul fronte orientale e occidentale, l'illusione di una guerra breve. E allora si combatte contro quello che è il nemico secolare, quelli che sono i confini naturali d'Italia, quelli che sono gli obiettivi primari, e anche perché non si vuole uno spostamento di truppe e di risorse importante su un fronte, quello orientale, che noi in quelle condizioni, Marazzi le denuncia, i finanziamenti mancati, gli armamenti non adeguati, non siamo in grado di sostenere. Credo che sia un elemento psicologico e un elemento di realismo che induce Sonnino soltanto nel 16 a fare la dichiarazione di guerra alla Germania sotto la pressione degli alleati e di alcuni in modo particolare francesi. Grazie. Vorrei ricordare solo che anche a Vienna, in Austria, il Parlamento per lungo tempo era assente nella guerra. Luca Falsini, la sua risposta. Dunque, parto dalla considerazione, dall'ipotesi insomma di aver considerato le fonti della commissione d'inchiesta come oro colato. Ho un ricordo a questo punto spalmato nel corso degli anni nei quali ho lavorato su questo volume, 2 anni e mezzo diciamo, del fatto che mi abbia quasi accompagnato costantemente, forse non nei primissimi mesi, i primi sguardi sono stati forse un pochino più ingenui di questa documentazione, dopo però mi ha accompagnato continuamente la sensazione di ma staranno veramente così le cose, nel senso cercare di avere, come deve avere ovviamente chi approccia un documento, uno sguardo un po' critico, cercare di capire se ci fosse, in questo caso siamo di fronte a testimonianze, questionari, se ci fosse diciamo così, un mero racconto dell'avvenuto, oppure il tentativo per esempio di raccontarlo in modo conveniente. Ecco, parlavamo anche l'altro ieri durante un altro intervento di Nicola Labanca sul fatto che forse nel raccontare gli eventi qualcuno abbia voluto costruirci qualcosa intorno. Io per esempio nel mio libro racconto la vicenda dei prigionieri pre-caporettiani che di fronte ai prigionieri di Caporetto, che raccontano dei prigionieri di Caporetto come dei traditori, che si comportavano male, che arrivavano ai campi di prigionia ben vestiti, addirittura con un sacco di soldi, con le valigie, come se avessero in qualche modo premeditato la cattura. Però magari era così, ma siamo sicuri che i prigionieri pre-caporettiani invece non approfittarono dei prigionieri di Caporetto per poter in qualche modo rivalutare, tra virgolette, la propria posizione? Perché anche loro erano considerati in quanto prigionieri dei disertori. Quindi è ovvio che il tentativo di leggere, questo è un esempio ma ne faccio poi altri, il tentativo di leggere questa documentazione, lo spirito col quale ho letto questa documentazione è stato ovviamente uno spirito critico che non partisse dal presupposto per cui, bene, abbiamo le carte ufficiali della commissione, abbiamo quelle ufficiose e possiamo tranquillamente fare la storia di Caporetto dando retta a quello che c'è scritto. Non è stato questo ovviamente lo spirito. Questione esoneri. Io anche nella relazione odierna, oltre che nel libro, addirittura ho parlato oggi di correità dei comandanti di armata. È vero, Cadorna e Porro dicono davanti alla commissione, io ne ho esonerati appena 10. Però è anche vero appunto che da una parte anche le persone più vicine a Cadorna parlarono di esagerazione, di esasperazione, di eccessi.
e allo stesso tempo c'è qualcosa che potremmo chiamare, con un termine forse un po' più moderno, responsabilità oggettiva, nel senso, chi poteva fermare questi abusi, se veramente abusi c'erano stati? Cadorna, sicuramente Cadorna poteva fermarli. Quindi in qualche modo far ricadere, se non direttamente tutte le esonerazioni sulle sue responsabilità, quantomeno la struttura del sistema, mi sembra tutto sommato accettabile. Io ho un po' la sensazione che a fronte di un desiderio che probabilmente c'è stato in passato e che io oggi non riscontro più sinceramente negli storici, di voler a tutti i costi parlare male della guerra italiana, dei soldati italiani, cosa che non mi sembra più di riscontrare negli studiosi seri, quasi che si voglia per forza contrapporre un cadornismo a tutti i costi. Ci sono però degli elementi che emergono dalle carte della commissione d'inchiesta, ma non solo dalle carte della commissione d'inchiesta, che sono tutto sommato incontestabili e che forse determinarono la sconfitta, sicuramente la aggravarono, concorsero a trasformare questa sconfitta in disfatta, e sono elementi che almeno in parte dobbiamo ricondurre a Cadorna. Io invece sento appunto, da parte sua in questo caso specifico, non solo oggi, anche in altre occasioni, una difesa punto e basta dell'operato di Cadorna. Però, non so, io qui non voglio adesso, finiremmo praticamente con l'avviare una nuova relazione, però, non so, la cattiva organizzazione dei corpi di riserva. E Bongiovanni, settimo corpo della seconda armata, va davanti alla commissione e dice: ma a me il corpo me l'hanno dato il giorno prima. Le persone che ci stavano dentro erano dislocate in altre zone, non conoscevano il territorio, non si conoscevano tra loro. Il fatto che non si conoscessero tra loro era anche determinato dal cattivo rispetto dell'organica, per esempio. Non c'era coesione tra i reparti. Molti ufficiali chiesero al Comando Supremo: possiamo spostare intere divisioni, almeno le divisioni che sono grandi, ce le era ricordati l'altro ieri lei i numeri, almeno le divisioni sono grandi, rimangono coesi i corpi? No, vennero spostate in continuazione, io nel libro faccio un sacco di esempi, brigate, quindi numero di persone sensibilmente più ridotti, con la conseguenza appunto di perdere molta coesione tra i soldati. Ma insomma qui potremmo andare avanti, non dico all'infinito, con le responsabilità di Cadorna, perché la decisione, per dirne una delle più note, il 18 settembre, quindi tardiva, di passare a una strategia difensiva, e peraltro la scarsa forza con la quale questa decisione viene poi imposta a capello. Ma insomma, lei di questioni militari ne sa meglio di me, sicuramente non solo lei, ma trasformare in difensiva una strategia di un esercito così imponente, che era stato organizzato sull'offensiva per 2 anni e mezzo, non è una cosa che si risolve in pochi giorni, insomma è una questione molto ampia. A chi dobbiamo far riferimento? La questione dei prigionieri, ne dico un'altra, poi mi fermo. Ci sono o non ci sono questi prigionieri che si sono dati prigionieri al nemico senza combattere? Non abbiamo soltanto le immagini ricordate che ci ha fatto vedere il professor Brunetta, abbiamo anche testimonianze di fronte alla commissione che attestano soldati fatti prigionieri, che ammettono di essere stati sopraffatti in condizioni di incredibile superiorità numerica. Ce n'è uno, me lo ricordo, che dice: a Clausetto eravamo in 40 armati, ci hanno fermato in 3. Sono delle situazioni delle quali possiamo parlare tranquillamente, probabilmente senza enfatizzare, estremizzare eccessivamente il concetto di disfatta. Potremmo anche provare ad ammetterlo un po' tutti, visto e considerato che i numeri dei prigionieri, dei morti, dei civili in fuga, a quello rinviano. Grazie. Adesso domando se ci sono domande su altre cose, che questo dibattito è un po' aperto, come anche ho detto all'inizio, l'interpretazione da parte austriaca, da parte degli storici austriaci, è un po' aperta. Se non ci sono altre domande, vorrei dire 2 cose. La gentilezza dell'Istituto Veneto ci ha preparato una cena, un pranzo, e poi
Ci rivediamo alle 17 qui per sentire Galil nella loggia e Isnenghi col dibattito che chiuderà i lavori di questo convegno. Do la parola al Presidente Otalli. Grazie, sì, un grazie a lei che mi dà la parola, ma un grazie a tutti quelli che sono intervenuti in questi lavori che mi pare siano stati molto importanti. Eravamo ottimisti all'inizio, pensando a riuscire di portare qualcosa di nuovo in un tema che oggi è dibattutissimo, con una serie lunghissima di convegni, di volumi, di interventi. Eravamo ottimisti ma avevamo qualche incertezza, invece alla fine di questa prima parte dei lavori, che nel pomeriggio si concluderanno poi con l'incontro previsto, alla fine di questa prima serie di lavori, credo che non siamo stati troppo ottimisti, ma quasi pessimisti, perché l'impressione è che dai vostri lavori, dai nostri lavori, dico vostri perché il mio settore è un settore un po' diverso, ma comunque da questi nostri lavori siano uscite indicazioni, novità, ripensamenti, dubbi, documentazioni di straordinario interesse. Per questo da subito diciamo che vorremmo fare uscire al più presto gli atti di questi nostri lavori. Vorremmo farli uscire naturalmente con tutta la cura che l'Istituto mette sempre nelle nostre pubblicazioni, che voi avete sicuramente visto, vedrete o avete trovato nelle camere che vi hanno ospitato. Quindi manderemo presto un avviso a tutti voi per avere il vostro contributo. Un'altra cosa vorrei dire, che ci è parsa molto opportuna, posso dire anche riuscita, la scelta di organizzare questo incontro, questo convegno, insieme all'Accademia austriaca. È stata una scelta che voleva essere un punto di principio, se volete. La guerra era un tema che poteva essere benissimo affrontata, anzi che doveva essere affrontata da istituzioni di alto rilievo di entrambi i paesi. Credo che proprio il confronto tra non tanto storiografie, ma storici proprio, nell'ambito di storiografie e di storici del nostro paese, della nostra cultura, diciamo, della cultura storica austriaca, ammesso che siano differenti, perché poi ci siamo trovati tante volte in collaborazioni che hanno funzionato benissimo, credo che sia stata una scelta molto opportuna, che in qualche modo, forse non vorrei sbagliarmi, ma ci ha differenziato da molte delle iniziative che sono fiorite in questo periodo. Quindi io non posso fare altro a questo punto, nel dare appuntamento oggi pomeriggio, nel essere estremamente dispiaciuto che questo nostro incontro finale abbia avuto un colpo fortissimo da parte dello sciopero dei mezzi di trasporto. Dello sciopero dei mezzi di trasporto che in qualsiasi città normale sarebbe facilmente risolvibile, non in Venezia, perché in Venezia, per come siamo, vorrei dire, ma mi dicono spesso che sono troppo polemico, ma mi permetto di essere polemico anche questa volta, per come siamo ridotti diventa uno stato d'assedio che è normale nella quotidianità attraverso la difficoltà negli spostamenti di una città che è travolta da carichi esterni, carichi che non sono di carattere culturale ma soltanto di tempo libero, di uso di piacevoli divagazioni. E soprattutto in queste congiunture noi sentiamo il problema del nostro lavoro qui in Venezia, che però vogliamo difendere, che riusciamo a difendere anche per il contributo degli amici che vengono da fuori. Per questo devo aggiungere questo ultimo ringraziamento, questa collaborazione che continuerà, perché abbiamo già parlato di altre cose che faremo in futuro. In ogni caso scusate il tempo troppo lungo che vi ho rubato, d'altra parte non siamo in ritardo, quindi
come il Presidente, che ringrazio di cuore anche per la gestione di questa ultima tornata di lavori, ultima diciamo ordinaria, perché oggi pomeriggio poi abbiamo l'incontro che sarà, credo, non meno interessante. Ci vediamo a pranzo. Grazie.